Questa è l'ultima giornata degli Stati Generali della Pesca organizzati dalla Regione del Veneto. Oggi è una giornata importante e sono previsti molti interventi. A tutti chiederò la massima sintesi in modo tale da anche non ripetersi. Le 3 giornate precedenti credo che siano state di grande interesse per tutti. Io, da non addetto ai lavori, devo dire che ho visto un mondo molto vivace, molto vitale, che è in grado di dibattere e di porre questioni importanti. Passerei immediatamente ai saluti del consigliere delegato del Sindaco di Venezia, Alessandro Scarpa Marta, prego, che è anche il responsabile per la pesca del Comune di Venezia ed è naturalmente delegato dal Sindaco Brugnaro al saluto. Quindi appunto, oltre che darvi benvenuto a tutti nella città di Venezia da parte del Sindaco Luigi Brugnaro, volevo ringraziarvi per la vostra preziosa presenza oggi appunto qui in questo meraviglioso contesto, quindi un grazie anche a chi ci ospita. Oltre che a questo, appunto, volevo ringraziare la Regione del Veneto che ha appunto organizzato questo convegno molto importante per il mondo della pesca e tutte le persone presenti, in particolare i pescatori. Io ho pochi minuti a disposizione, volevo solo, oltre che fare i ringraziamenti, ringraziare l'assessore della Regione Veneto Colassari, la nostra rappresentante a livello europeo. Volevo anche entrare un attimo nello specifico della pesca per quanto riguarda queste leggi che a mio avviso le leggi che vengono fatte a livello europeo devono avere un dialogo, degli scontri, devono comunicare, devono dialogare con i pescatori locali, con le associazioni, con le categorie, perché spesso arrivano dei regolamenti, delle leggi che vengono fatte a livello europeo appunto e neanche sanno della specificità di, per esempio, la laguna di Venezia o di altre parti di Chioggia, di Porto Tolle o di Caorle. Quindi per questo io nel mio intervento iniziale volevo precisare questo. Ci auguriamo tutti che ci sia questo dialogo con i pescatori per trovare il giusto equilibrio, perché sotto a tutto questo c'è un lavoro, c'è una tradizione della pesca che deve andare avanti. Ringrazio in particolare anche tutti i giornalisti che sono presenti in questa riunione, sia personalmente anche in videoconferenza, perché anche il vostro lavoro è importante di comunicazione, perché qui abbiamo a che fare con delle persone, con dei pescatori che amano il proprio territorio, persone che sono le prime sentinelle del mare e della laguna. Pensate che proprio loro da tanti anni in Comune di Venezia hanno voluto con forza, hanno fatto raccolte firme, abbiamo fatto interpellanze, mozioni, interrogazioni per fare in modo di tenere pulito il mare e la laguna. Faccio un esempio e poi concludo, con per esempio la richiesta di avere dei cassonetti specifici per lo smaltimento delle reti da pesca, uno dei pochi comuni in Italia dove le reti da pesca, invece di finire sui fondali e sulle spiagge, come tutti noi vediamo quando si passeggia sulle spiagge e sugli arenili, siamo l'unico comune che riesce a raccoglierle, a farle smaltire poi queste reti da pesca, e quindi questo è un bene per l'ambiente appunto molto prezioso, ma anche per la nostra salute e per i pescatori. Quindi questo ci tenevo a dirlo, che i pescatori sono i primi protagonisti, i primi attori appunto di questo convegno, quindi bisogna dialogare con loro. Io concludo appunto ringraziando tutti voi per la vostra preziosa presenza, grazie Assessore appunto per aver organizzato questo convegno. Un grazie e un buon proseguimento a tutti voi. Grazie. Grazie Assessore. Si è aggiunta l'onorevole Rosanna Conti, come vi hanno detto. Il saluto tocca all'assessore Corazzari. Grazie. Siamo arrivati alla giornata di chiusura. È stato un percorso molto impegnativo, ma direi anche di grande soddisfazione. Soddisfazione prima di tutto quella di poter mettere al centro del dibattito il mondo della pesca e i temi legati alla pesca. Vedo che è arrivata anche la dottoressa Viceva, che saluto e ringrazio. Quindi buongiorno, è veramente un piacere e un onore dare avvio a questa giornata conclusiva degli Stati Generali della Pesca in questo luogo così significativo rispetto anche alla città di Venezia,
e quindi non posso che ringraziare il Comune di Venezia per il supporto ricevuto e il consigliere delegato del sindaco Brugnaro, il consigliere Scarpa Marta, che è appena intervenuto. Ringrazio tutte le autorità nazionali ed europee per la loro partecipazione, che non è mai mancata nel corso di queste giornate. In particolare vedo che sono presenti anche il consigliere Dolfin, che ha seguito tutte le giornate e che è sempre presente sui temi della pesca, e l'onorevole Franco Manzato, che chiaramente ha avuto anche un ruolo importante come sottosegretario delegato, tra le altre cose, anche alla pesca. E ringrazio per la loro presenza il comandante Giorgio Castronuova della Direzione Marittima di Venezia, e qui presente anche l'onorevole Rosanna Conte, componente della Commissione Pesca del Parlamento Europeo. Un particolare ringraziamento, lo sottolineo di nuovo, va alla dottoressa Ciallina Viceva, che è direttrice generale della DG Mare della Commissione Europea, presenza molto significativa per noi perché abbiamo la volontà e l'ambizione di far conoscere e far comprendere le peculiarità del nostro mare, delle nostre lagune, in particolar modo a chi nelle sedi europee deve assumere delle decisioni che poi hanno delle ricadute per questo territorio e per questo comparto. E quindi questa manifestazione di vicinanza e di sensibilità è per noi oltremodo importante. Infine dovete permettermi di ringraziare i miei colleghi, gli assessori della Regione Emilia-Romagna Alessandro Mammi e del Friuli Venezia Giulia Stefano Zanier, che insieme a me compongono il comitato di gestione del distretto della pesca del Nord Adriatico. Impegni istituzionali gli impediscono di essere presenti, ma hanno mandato un loro intervento che poi daremo in video, e comunque abbiamo condiviso tutto il percorso per l'arrivo a questi stati generali. Nei giorni scorsi abbiamo avuto modo, con le tappe di Chioggia, Porto Tolle, Caorle, di dare approfondimento rispetto ai temi della pesca professionale, dell'acquacoltura nelle acque lagunari, del tema della sostenibilità ambientale, economica e sociale, e il tema della prossima programmazione del FEAMP, oggi FEAMPA. Oggi, per questo ultimo appuntamento, andremo a approfondire le tematiche legate al mondo della pesca in un'ottica di distretto dell'Adriatico settentrionale. Infatti l'obiettivo che ci poniamo con la giornata odierna è quello di presentare alcune proposte che sono state elaborate dal distretto della pesca del Nord Adriatico, che, voglio ricordarlo, è un organismo riconosciuto dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, per la gestione delle risorse idriche marine dell'Adriatico settentrionale, rappresentandone la specificità ai competenti organi dello Stato e dell'Unione Europea. Racconto anche un fatto che è importante, ovvero che l'idea di costruire e di realizzare questa alleanza con le regioni dell'Alto Adriatico nasce da una persona che è qua presente, che è l'onorevole Manzato, che fu al tempo assessore alla pesca e che ebbe l'intuizione di costruire questa stretta correlazione e questa sinergia in un'ottica più ampia di gestione del mare. E ad oggi è uno strumento che è molto importante e che ci dà la possibilità anche di realizzare, di strutturare delle proposte che abbiano un valore più ampio rispetto a quelle che sono le iniziative di livello regionale. Il distretto di pesca del Nord Adriatico vuole quindi sottoporre le proprie proposte alla valutazione delle autorità competenti, sia statali che europee, in uno spirito di collaborazione trasversale e di sinergia di interventi che il distretto vuole promuovere nelle relazioni con tutti i livelli amministrativi coinvolti. Questo
partendo dalla consultazione con gli operatori del settore, rispetto alla quale è emersa con chiarezza la necessità di delineare un quadro strategico complessivo di lungo respiro per intraprendere un percorso di crescita e di evoluzione comune che possa rafforzare le imprese rendendole più resistenti, oggi si dice più resilienti, rispetto alle pressioni sempre più forti del contesto economico ambientale, ma che al tempo stesso deve consentire alla pubblica amministrazione di esplicare al meglio il suo ruolo al fine di sostenere e affiancare gli attori impegnati nel settore primario della pesca. Regione del Veneto, insieme al distretto della pesca del Nord Adriatico, vuole giocare la sua partita, consapevole che gli ottimi risultati possono essere raggiunti nei prossimi anni nel settore della pesca e dell'acquacoltura solo facendo un lavoro di stretta sinergia, o meglio di squadra. Questo è molto importante per un settore che ha una rilevanza sul nostro territorio da un punto di vista economico, occupazionale, sociale, ma aggiungo, ultimo e non ultimo, anche culturale e identitario rispetto al rapporto che la pesca e i pescatori hanno con il nostro territorio, con la nostra comunità, in particolar modo con le comunità costiere. Il distretto di pesca del Nord Adriatico negli ultimi mesi non ha lavorato da solo all'organizzazione di questa giornata. Quindi devo chiudere questo mio intervento di apertura ringraziando Veneto Agricoltura, che ha seguito il coordinamento tecnico-scientifico e l'organizzazione dell'evento, The European House Ambrosetti, che ha elaborato uno studio di scenario strategico sul valore della filiera della pesca e dell'itticoltura nel Veneto, con particolare riguardo alla competitività e sviluppo sostenibile nel medio-lungo termine, il cosiddetto libro bianco della pesca che avete avuto modo di poter ricevere all'ingresso di questa sala. È un documento che nei propri contenuti apre degli scenari che saranno fondamentali anche in termini delle proposte che faremo a tutti i livelli istituzionali. E un ultimo ringraziamento alla società Agriteco, istituto scientifico accreditato, che ha fornito un grande supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle proposte gestionali per la pesca e l'acquacoltura nei compartimenti marittimi dell'Adriatico settentrionale che verranno esaminati oggi. Quindi, in definitiva, il ringraziamento va a tutti coloro che hanno profuso un grande lavoro per queste giornate, la mia direzione pesca, il dottor Salvadori, il dottor Cherubini, il dottor Comacchio, direttore d'area, la struttura della mia segreteria. È stato fatto veramente il massimo per poter riunire tutti gli attori protagonisti di questo mondo, per mettere al centro i temi della pesca, per far passare un messaggio che sia il più forte possibile nella direzione dell'attenzione e della sensibilità rispetto alle tematiche che riguardano la pesca, i nostri pescatori, i nostri valicoltori, i nostri acquacoltori. Detto questo, io non aggiungerei altro e lascerei il corso ai lavori. Grazie. Grazie Assessore. Ci sono ancora due interventi di saluto. Il primo è dell'onorevole Rosanna Conti, della Commissione Pesca del Parlamento Europeo. Prego, onorevole. Buongiorno a tutti, è bello essere qui a Venezia nella fase conclusiva di questi Stati Generali della Pesca in Veneto. Ringrazio fin da subito per l'ospitalità il Comune di Venezia e la Regione Veneto, in particolare l'assessore Cristiano Corazzari, per aver messo al centro la pesca e l'acquacoltura attraverso queste 4 giornate di lavori a Chioggia, Porto Tolle, Caorle e appunto Venezia. Come sottolinea il libro bianco della pesca, c'è una filiera che può contare su un solido sistema composto da varie entità. Dietro queste entità ci sono storie individuali e storie collettive, ci sono tradizioni culturali e locali che si tramandano di generazione in generazione. Ci sono comunità che fanno sistema e che fanno squadra fiere del loro passato, ma hanno uno sguardo sempre verso il futuro. E anche di fronte alle varie avversità ci sono delle persone che con passione, competenza e dedizione le sanno affrontare.
È questo il modello veneto, è questo il modello di cui siamo noi orgogliosi. Questo modello spiega anche il perché, nonostante ci siano tutte queste avversità, questi anni di difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, si riescano ancora, i nostri pescatori riescano a portare un valore aggiunto e a trovare anche occupazione. Nonostante il Covid, nonostante la guerra in Ucraina, nonostante le norme stringenti che talvolta ci attenagliano, noi nelle nostre tavole, i nostri consumatori, i nostri cittadini hanno sempre un ottimo prodotto, eccellente. E questa cosa, questa resistenza, questa resilienza, come ha detto prima l'assessore, c'è qualcosa che è difficile per me nella mia attività da europarlamentare spiegarlo nei tavoli politici e nei lavori tecnici, perché è un rapporto che c'è tra il pescatore e il mare e con la sua identità, con il suo territorio. Perché per le comunità costiere non finiscono lì dove finisce la sabbia o dove c'è la costa, va oltre. Ed è proprio per questo che bisogna riconoscere, una volta per tutte dico, che il pescatore è importante per la tutela della sua risorsa e del suo ambiente e del suo mare. Lo dico qui oggi perché appunto abbiamo l'opportunità di avere la presenza della Commissione europea e a proposito saluto e ringrazio della sua presenza Charlene Viceva, con la quale ci incontriamo spesso a Bruxelles, e la sua presenza dà la dimostrazione che si incomincia in qualche modo a dialogare tra la Commissione e il Parlamento in merito a quelle che sono le necessità del nostro territorio e stiamo incominciando a confrontarci. La dimostrazione stessa è stata la velocità con la quale la Commissione ha proposto, e noi abbiamo votato proprio l'altro giorno, lo svincolo dei fondi del FEAMP 2014-2020 per supportare le compensazioni dei fermopesca e i costi aggiuntivi che i pescatori hanno dovuto soffrire con effetto retroattivo tra l'altro. Quindi incominciamo a piccoli passi a collaborare e a ragionare. Quindi è giusto che si continui verso questo andamento. Ovviamente i passi sono piccoli, ma ci intenderemo prima o poi un po' alla volta. Ecco, perché io sono dell'idea che non bisogna in qualche modo cambiare il paradigma, bisogna cambiare il punto di arrivo, perché la politica non può basarsi soltanto su un sostentamento economico e sui fondi. Occorre proprio cambiare il tipo di iniziativa che vanno prese. Perché a mio parere qualsiasi strategia che riguardi il nostro mare, la nostra risorsa, deve porre al centro proprio sempre il ruolo sociale, economico e il contributo ambientale che danno i nostri pescatori. È fondamentale, e lo dico perché qui in Italia già da anni, nell'Alto Adriatico soprattutto, andiamo a raccogliere i rifiuti. I pescatori raccolgono i rifiuti e anche a rischio di avere delle sanzioni perché non sanno poi dove metterli. Adesso cercheremo delle soluzioni col nuovo FEAMPA e troveremo in qualche modo, riusciremo a compiere questa cosa. Poi un'altra prova, dimostrazione di questo è la dottoressa Viceva lo sa benissimo, è la questione delle vongole, con le quali siamo riusciti a dimostrare con delle ricerche scientifiche che la risorsa è migliorata. Per cui che noi siamo i primi a tutelare il nostro mare e il nostro interesse. Ed è questo che è fondamentale. Poi nel libro bianco parlano anche di molluschi cultura, che dimostra come la riduzione del CO2, cioè stiamo dimostrando che riusciamo a mettere in sinergia gli operatori con la ricerca e con le istituzioni, e nell'Alto Adriatico siamo un buon esempio. Per cui è importante assolutamente far capire questo, cambiare paradigma, dobbiamo cambiare approccio, dobbiamo fare le analisi per bacino, non una legge uguale per tutti, dobbiamo vedere il singolo territorio, perché ogni territorio ha la propria peculiarità e sinceramente auspico che questo venga fatto anche nella prossima revisione della politica comune della pesca, dove vengano presi in considerazione i sacrifici dei nostri pescatori fatti in questi anni e vengano
valutati problemi concreti e non solo ideali. Queste sono, è un momento storico di cambiamento. L'abbiamo visto, la guerra in Ucraina ha fatto, oltre a far salire il prezzo carburante, ha creato anche altri problemi come l'approvvigionamento energetico, l'approvvigionamento alimentare, la sicurezza alimentare. Perché è vero, il Made in Italy è un'eccellenza, qualità, salute, però non è solo questo, è una garanzia di sicurezza, è una garanzia di quello che ci troviamo nelle nostre tavole. Ecco perché chiedo che si valuti bene questa continua riduzione dello sforzo di pesca, perché per noi deve essere valutato prima di prendere degli accordi e valorizzare degli accordi con paesi extraeuropei per portare la materia prima. Abbiamo un prodotto eccellente noi e dobbiamo assolutamente sfruttarlo, usarlo, metterlo nelle nostre tavole, perché è motivo di sicurezza e di garanzia per i nostri consumatori. Questo quindi è importante per noi che si comprenda che bisogna incentivare e promuovere i nostri prodotti ittici locali, aumentare i sostegni all'acquacoltura, fornire un quadro ordinario e non straordinario di aiuti, in modo tale che le nostre piccole e medie imprese, le nostre aziende siano in grado di programmarsi per il futuro. E infine dico che non è il problema di poco conto, è un problema per noi importantissimo, è quello del cambiamento climatico, che ci sta portando veramente dei disagi, dei disequilibri da un punto di vista sia della biodiversità, sia da un punto di vista economico, e quindi soprattutto nel mare Adriatico, dove ci troviamo con delle specie aliene, tipo il granchio blu, e le meduse e l'acquaviva. Ecco, perché non pensare a trovare una soluzione intelligente a queste cose e proporre, magari, cambiare approccio anche in questo modo, magari col granchio blu cercare di commercializzarlo. Questo l'avevo già presentato in commissione anche al commissario Sinkevičius, glielo avevo già detto, e quindi ha detto che procedeva in tal senso verificando le caratteristiche di questa specie. E poi per le meduse, l'acquaviva, perché non trovare altre opportunità commerciali che magari darle ad altri stati che fanno diversamente, oppure nei prodotti estetici, adesso non spetta a me decidere come. E tutto questo lo possiamo fare, lo dico, con innovazione e formazione. Formazione, perché la formazione è importantissima. Abbiamo bisogno di capitale umano che sia in grado di fornire e di preparare, affrontare queste sfide. E per come si fa? Si fa ovviamente rendendo questo settore più attrattivo e anche più remunerativo, perché altrimenti i giovani e le giovani donne non riescono ad avvicinarsi. Dobbiamo in qualche modo trovare questa soluzione. Ora io lancio un appello, lo lancio agli operatori, lo lancio ai pescatori, lo lancio alle istituzioni. Dobbiamo tornare a dare dignità alla pesca. E qui concludo, perché il mio obiettivo oggi era quello di ascoltare più che quello di raccontare, e devo recepire quello che viene detto oggi. Comunque, perché è importante avere questa opportunità, mettendo insieme tutti gli attori che sono stati coinvolti, non soltanto il Veneto, ma l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, e praticamente un altro Adriatico unito che ragiona all'unisono. Ed è fondamentale, è la prima volta che capita ed è importante per noi questo. Per questo faccio ancora i miei complimenti a chi ha organizzato a dicembre, ancora lo scorso dicembre, gli stati generali dove abbiamo lanciato l'appello degli stati generali della pesca a Chioggia, ovviamente all'organizzazione attuale del supporto di Veneto Agricoltura, ma ovviamente una menzione speciale va all'assessore Cristiano Corazzari e a tutti i suoi collaboratori che hanno fatto un grandissimo lavoro. Con Corazzari stiamo affrontando continuamente delle sfide e continueremo a farlo in modo unito assieme alle categorie e a tutto il settore, perché il modello Veneto è un modello importante. Però una cosa è, questo modello perché rimanga tale, a mio parere, deve continuare a lavorare in questo modo e avere una visione macro regionale e avere i rapporti appunto con l'Europa. Grazie. Saluto. Grazie onorevole Conte. Noi naturalmente auspichiamo che anche il Parlamento nazionale ascolti come lei è qui ad ascoltare. L'ultimo intervento avete visto che si è già accomodato, il comandante Giorgio Castronovo della Direzione Marittima di Venezia.
Grazie della parola. Più che un intervento, il mio vuole essere un saluto del direttore marittimo del Veneto, l'ammiraglio Pellizzari, direzione marittima del Veneto, che ricordo anche essere il 9° centro di controllo area pesca. Venendo qui ho fatto delle riflessioni e queste riflessioni vorrei condividerle questo minuto che mi è stato dedicato anche con voi. Il perché noi oggi siamo qui, qual è l'obiettivo che ci siamo posti, che vi siete posti. L'obiettivo penso che sia un obiettivo ambizioso, l'obiettivo è quello di lanciare un messaggio, quello di lanciare un appello condiviso che abbia come finalità sostanzialmente quello di individuare delle azioni concrete, che dalla potenza si passi all'atto, ma anche fare il punto di situazione, credo, correggetemi se sbaglio, su quelle che sono le potenzialità, le prospettive di crescita future, anche quelle che sono le necessità, quelle che sono le problematiche. Tutto con un fine ben preciso, quello di delineare in maniera chiara, completa, la strategia del futuro prossimo, quelle che potrebbero essere e dovranno essere le politiche regionali. E come fare tutto questo? Con un confronto, con gli Stati generali, incontrando, facendo incontrare, dialogare, facendo confrontare quelle che sono le autorità pubbliche competenti con le categorie, le rappresentanze, un confronto, un dialogo tra players dell'economia e istituzioni. Credo che non potesse essere altrimenti. Sappiamo anche che la grande rilevanza che ha il settore nella nostra area, nel nord Adriatico, basti pensare che, e mi faccio riferimento ovviamente a quella che è la produzione primaria, vede coinvolte più di 3.000 imprese e vede impiegati più di 8.000 addetti. E quindi penso che sia chiaro a tutti l'importanza di in qualche modo anche tirare le file di quelli che sono stati i lavori delle giornate precedenti dove io sono andato a guardare un attimino quelli che erano gli argomenti che erano stati affrontati, e credo che dopo l'entrata in vigore della Carta Ittica regionale, che credo possa essere definita sicuramente uno strumento di pianificazione settoriale, occorreva fare il punto di situazione, tirare le fila su quello che su quello che è l'attività di pesca professionale dell'acquacoltura nelle aree che ci interessano, quindi nella zona lagunare, ma anche fare un punto di situazione sulla blue economy, sulla green economy, senza tralasciare l'elaborazione di nuovi piani di gestione per le diverse forme di pesca marittima. Questi temi, leggendo appunto i lavori delle giornate scorse, ho visto che sono stati affrontati in un'ottica regionale, locale. Oggi il focus cambia, oggi siamo qui per una visione a più ampio respiro, per un focus più esteso, interregionale, come del resto ci ricorda proprio il distretto di pesca al nord Adriatico. E credo, e qui concludo, che siamo anche d'accordo sul fatto che è fondamentale riconoscere come il tema della gestione delle risorse ittiche non possa e non debba prescindere appunto da un approccio di area vasta, non poteva essere altrimenti. E quindi colgo l'importanza come autorità marittima e come rappresentante dell'autorità marittima, l'importanza di questo confronto, di essere oggi seduti qui a dialogare, ad ascoltare quelle che sono le tante istanze delle diverse anime del settore che credo veramente sia nevralgico, se non fosse per il fatto che i pescatori sono i primi custodi dell'ambiente, del mare. Questo ovviamente nell'ottica di uno sviluppo sostenibile in tutta la filiera produttiva di trasformazione, ovviamente. Quindi ringrazio ancora per l'invito e auguro buon lavoro a tutti. Grazie Comandante. Allora, i saluti sono finiti, se i relatori dei saluti si mettono in prima fila in sala sono contento, e invece dovrebbe venire Benedetta Brioschi, la dottoressa Benedetta Brioschi di Studio Ambrosetti,
È davvero un grande piacere per gli European House Ambrosetti essere stati coinvolti in questa ambiziosa iniziativa e intervenire oggi in questa bellissima sala. Permettetemi di rinnovare i nostri ringraziamenti a Regione Veneto, in particolare all'assessore Corazzari, per averci voluti al fianco della Regione in questo percorso ambizioso, dove in questi mesi abbiamo costruito con tutti voi la prima edizione del Libro Bianco della pesca e dell'acquacultura. Grazie anche a tutto il suo team che vedete appunto nella slide alle mie spalle, spero si legga bene, che ha collaborato con noi anche per tutti gli input che hanno condiviso con tutto il nostro gruppo di lavoro. Grazie a Veneto Agricoltura e ad Agriteco, con cui c'è stato un rapporto molto proficuo di scambio e di collaborazione in questi mesi, e a tutti gli stakeholder della filiera della pesca che vedete proiettati alle mie spalle, con il quale abbiamo fatto un lavoro importante di ascolto e di ingaggio e con cui abbiamo costruito il piano d'azione con i 7 ambiti di intervento che tra poco vi presenterò. E ringrazio davvero tutti per il tempo che ci hanno dedicato e per la passione con cui appunto ogni giorno condividono le sfide di questo settore. Lo abbiamo detto anche nella prima giornata di Chioggia, quindi permettetemi di andare molto veloce su questo. La filiera della pesca e dell'acquacultura oggi è al centro di quella che abbiamo definito essere una tempesta perfetta. Noi abbiamo identificato 8 sfide che devono essere gestite e che necessitano di grande capacità anche creativa, passatemi il termine, e determinazione nei prossimi mesi. Intanto diciamo, ci sono per la prima volta 5 fattori di crisi che si sono manifestati insieme e che erano inimmaginabili fino a qualche tempo fa. Li ha citati l'assessore prima e anche l'onorevole Conte, quindi vado veramente veloce su questo. Ricordo solo che l'inflazione oggi all'8% è il valore più alto che insomma registriamo dal 1986. Questo non riguarda solo la filiera della pesca ovviamente, però sicuramente è un tema che merita un'attenzione particolare. L'evoluzione demografica: nel 2050 le Nazioni Unite stimano che saremo 9,8 miliardi di persone al mondo e quindi ci sarà da conciliare una crescente domanda di pesce nel mondo, ma anche con la necessaria conciliazione e preservazione degli stock ittici. L'evoluzione degli stili di consumo, l'attenzione alla sostenibilità che ormai è un dato di fatto, anche qui a Chioggia ne abbiamo parlato molto, i cambiamenti climatici. In media la temperatura nei secoli è aumentata nel Mar Mediterraneo di circa un secolo, ma dal 10 maggio scorso, è stato pubblicato proprio oggi sul Corriere, la temperatura media è aumentata di 4 gradi, quindi un'accelerazione da questo punto di vista notevole, con un impatto anche ovviamente sull'habitat storico di molte specie. La dipendenza dall'estero per alcune filiere chiave del Made in Italy: questo è un tema che non riguarda solo la filiera della pesca, riguarda molte filiere dell'agroalimentare italiano, ma sicuramente in questo contesto dove c'è un impatto importante sulle filiere di approvvigionamento merita una riflessione. La carenza di manodopera specializzata: questo è un settore che fatica ad attrarre giovani generazioni, non è l'unico, è un problema diciamo comune al settore primario, e su questo, insieme ai tanti attori che abbiamo intervistato, ai pescatori del territorio, abbiamo provato a fare qualche riflessione che tra poco vi presentiamo. La frammentazione del settore è un settore di piccole e medie imprese e quindi appunto che devono essere sostenute per avere la massa critica necessaria per fare quegli investimenti che servono per guidare la transizione sostenibile e circolare. E poi l'innovazione, la digitalizzazione e le opportunità che queste aprono per il settore, e tra poco le vediamo. Vado veramente veloce. Dalle interviste, appunto dall'analisi dello scenario di riferimento, abbiamo identificato questi 7 ambiti di intervento che trovate poi dettagliati nel libro bianco, e per ognuno di questi abbiamo provato a formulare delle proposte di azione con l'obiettivo proprio di rafforzare la competitività del settore nel medio-lungo termine. Partiamo dall'innovazione tecnologica, dalla digitalizzazione. Intanto, perché è necessaria? Abbiamo calcolato che l'età media della flotta del Veneto è di 35 anni e il 50% raggiunge i 40 anni. Questo non è un dato che riguarda solo la Regione Veneto, è un problema in generale appunto su scala nazionale. Sicuramente l'innovazione e la digitalizzazione aprono delle opportunità. Abbiamo, solo per citarvi un dato, poi nel libro bianco ne trovate molti altri, abbiamo stimato che 35% è il risparmio di gasolio potenziale garantito da motori efficienti e quindi in un contesto in cui il prezzo del gasolio sta salendo vertiginosamente, sicuramente l'innovazione in questo può offrire un'opportunità. L'89% dei rifiuti abbandonati nel Mar Mediterraneo sono riconducibili all'utilizzo di attrezzi da pesca inadeguati o obsoleti, e voi siete in prima linea, i pescatori sono in prima linea come guardiani del mare, passatemi il termine, nel raccogliere e nel valorizzare questi rifiuti, quindi un contributo importante anche alla transizione circolare del Paese.
E quindi quali sono le nostre proposte su questo cantiere di lavoro? Intanto mantenere un dialogo aperto tra i diversi stakeholder, anche per favorire una maggiore attenzione all'eterogeneità dei singoli territori. È stato ricordato anche prima, serve appunto un approccio in grado di leggere le specificità dei singoli territori e dei singoli distretti anche a livello europeo. Rivedere il sistema di incentivi per l'ammodernamento delle imbarcazioni, anche qui in ottica di maggior flessibilità e delle peculiarità regionali. È stato ricordato anche prima, la pesca lagunare per esempio è un fenomeno che viene ancora poco monitorato anche a livello europeo e che ha delle sue specificità che richiedono appunto delle risposte particolari. La promozione di attività di ricerca e sviluppo appunto che, come dicevo prima, possono scaricare a terra il potenziale. Nel libro bianco trovate maggiori informazioni. Formazione e aggiornamento delle competenze, questo è uno dei temi che sta a noi più a cuore ma che è emerso da tutte le interviste. Intanto un problema del settore primario in generale, il 99% delle assunzioni, qui trovate i dati del secondo trimestre 2021, sono contratti a tempo determinato. È un settore che ha un'occupazione media abbastanza anziana, in particolare se guardiamo agli autonomi, solo il 4,4% degli autonomi ha meno di 30 anni, quasi il 69% più di 50 anni, quindi c'è un tema di passaggio generazionale che deve essere appunto gestito. E ancora oggi il passaggio delle competenze avviene spesso in modo informale da una generazione all'altra. Spesso abbiamo aziende familiari e quindi avviene da padre a figli, e il settore soffre ancora di una carenza di manodopera specializzata e certificata e di corsi di formazione e di aggiornamento. Cosa quindi si può fare secondo noi? Intanto comunicare e valorizzare i punti di forza legati appunto alla figura professionale del pescatore e raccontarla anche alle giovani generazioni, come è emerso in questi 4 giorni. È una professione che a 360 gradi integra moltissime competenze trasversali, e poi potenziare i corsi di formazione e di aggiornamento ad hoc, anche valorizzando i tanti casi che già oggi appunto esistono. Ne abbiamo censiti alcuni nel libro bianco, l'esperimento appunto di Porto Tolle, la scuola di Coldiretti in Veneto, che appunto ha realizzato un corso di formazione ad hoc con competenze molto trasversali anche sullo sviluppo sostenibile. Secondo noi vanno nella giusta direzione appunto per promuovere l'innovazione e l'attrazione di competenze nel comparto. Il ruolo sociale del pescatore, anche qui ne abbiamo parlato tanto in questi 4 giorni. Si tratta di un settore che ha una valenza economica e sociale molto più importante di quella di cui anche noi in realtà prima di occuparci di questo libro bianco avessimo consapevolezza. Abbiamo calcolato che €1 di valore aggiunto generato dal settore ne genera ulteriori 1,18 nell'intera economia, quindi con un moltiplicatore di 2,18 nel complesso, e un ruolo sociale importantissimo per la preservazione appunto dei territori, la relazione col mare, il passaggio appunto di competenze tecniche da una generazione all'altra, ma anche il legame col turismo, tutto il fenomeno appunto dell'ittiturismo e del pescaturismo, che anche in Veneto secondo noi è molto promettente e va monitorato con attenzione. E quindi cosa si può fare per rafforzare ulteriormente questo cantiere? Intanto appunto anche qui comunicare e valorizzare la figura del pescatore anche verso le nuove generazioni, anche a fare attività di divulgazione sul territorio, come è già stato fatto all'estero, anche utilizzando i fondi europei che da questo punto di vista sono a disposizione. Nel libro bianco troverete per esempio il caso irlandese, secondo noi molto interessante, dove appunto è stata fatta un'importante campagna di comunicazione sulle valenze distintive dell'acquacultura verso le generazioni più giovani, coinvolgendo le scuole primarie, quindi raccontando ai bambini cosa significa fare l'acquacultore e diffondendo anche del materiale informativo adatto appunto alle giovani generazioni. E poi favorire appunto uno sviluppo sinergico delle filiere della pesca e del turismo, proprio per rafforzare e favorire appunto tutti quei servizi a sostegno della ristorazione, dell'ittiturismo, del pescaturismo, che hanno avuto una crescita importante in questi anni e continueranno ad averla. Alimentazione sana, vado veloce su questo, ne abbiamo parlato molto. Il pesce è al centro della piramide alimentare, il Ministero consiglia appunto un consumo di 2 o 3 volte a settimana, proprio secondo le linee guida ministeriali, e in questo senso appunto è importante, viste le vostre specificità anche locali e del distretto nel suo complesso,
favorire anche la fornitura di pesce fresco fin appunto dalle mense scolastiche nelle più giovani generazioni, e quindi il sostegno alle filiere corte, ma anche lo sviluppo di programmi di educazione alimentare che favoriscano anche la conoscenza del prodotto e lo facciano arrivare nelle scuole. Crescita dimensionale del settore, è un settore frammentato, qui vedete nelle slide alle mie spalle l'80% del totale delle aziende sono individuali in Veneto e sono appunto aziende di piccola dimensione, la dimensione media è 1,2 impiegati per azienda, però il territorio può vantare di un ecosistema integrato di 148 attori, associazioni di categoria, organizzazioni di produttori, cooperative, che consentono appunto alle aziende di avere la massa critica per fare gli investimenti necessari e anche favorire sinergie tra gli operatori. Quindi secondo noi questo ecosistema va nella direzione giusta e devono essere potenziate le collaborazioni tra i player del settore, e anche qui nel libro bianco trovate alcuni casi specifici che secondo noi sono di interesse, che purtroppo non ho il tempo oggi di condividervi. Semplificazione normativa, anche qui nei 4 giorni sono stati riportati diversi esempi. Perché è necessario occuparcene? Perché abbiamo degli iter amministrativi e burocratici ancora molto lenti. Anche qui trovate degli esempi nel libro bianco, solo per citarvene uno, il tempo stimato per l'apertura di un'attività di acquacoltura in Italia è superiore ai 3 anni, in Francia è di 6 mesi, quindi sicuramente c'è molta strada da fare in questo per diventare più veloci, e quindi appunto una riduzione anche della dispersione delle competenze, del numero di enti coinvolti nel processo di autorizzazione secondo noi è auspicabile, ma anche l'aggregazione per esempio di più bandi di gara per favorire il dispiegamento efficace dei grandi investimenti, o la creazione di centri di assistenza. Già ne esistono alcuni in Italia appunto che possono essere presi come riferimento, che aiutino gli operatori del settore ad orientarsi nella complessità di bandi di finanziamenti a disposizione. In questo senso anche la Regione Veneto sta facendo un lavoro molto importante. Infine il contributo alla transizione sostenibile e circolare, è stato ricordato anche prima, è un tema che sempre di più dobbiamo tutti avere nella nostra agenda. Noi abbiamo calcolato nel libro bianco che 11 dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite sono impattati in modo diretto o indiretto dalla filiera della pesca e dell'acquacultura, quindi anche questa filiera può avere un ruolo di primo piano nel guidare questa transizione, e quindi tutte quelle iniziative che vanno verso il supporto a creare un vero e proprio ecosistema circolare, come già informalmente avviene in molti dei vostri territori, secondo noi vanno supportate, e perché no candidare il distretto dell'Alto Adriatico come un polo di alta formazione per tutte quelle competenze chiave appunto per guidare la transizione circolare. Finisco con questa frase che a noi ha colpito molto, che trovate anche nel libro bianco, detta proprio da Papa Francesco poco fa. I pescatori che sono venuti da me hanno trovato in un anno non so quante tonnellate di plastica, ma erano organizzati e hanno preso ogni rifiuto dal mare per pulirlo, perché sentono che il mare è cosa loro. Sono entrati in sintonia con la terra e l'hanno curata. Quindi davvero noi siamo fortemente convinti che questa filiera sia in una posizione anche privilegiata per guidare questa transizione. Sicuramente serve grande sforzo e collaborazione tra tutti gli attori privati ed istituzionali per far sì che questo possa essere possibile. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie Benedetta. Il passaggio successivo è una riflessione sul fatto che non siamo soli, ma si gestisce la pesca nell'Adriatico settentrionale con l'Emilia Romagna e con il Friuli Venezia Giulia. Abbiamo 2 interventi, credo uno dietro l'altro, così spero almeno, dell'assessore Mammi, assessore alla pesca della Regione Emilia Romagna, dell'assessore Stefano Zannier, assessore alla pesca della Regione Friuli Venezia Giulia. Questi stati generali della pesca, e penso che sia un'iniziativa molto opportuna. Non posso essere con voi perché ho altri impegni istituzionali precedenti, ma lo ritengo un momento molto importante di confronto, di analisi, di studio, di approfondimento rispetto ai settori della pesca e dell'acquacoltura, che sono 2 settori economici molto importanti per il distretto dell'Alto Adriatico, per la nostra regione e per il nostro paese. E vi dico già che mi piacerebbe come Emilia Romagna poter ospitare nei prossimi anni
un'edizione degli Stati Generali, proprio perché pensiamo e riteniamo che il settore della pesca e dell'acquacoltura siano settori economici molto importanti, riguardano per il nostro territorio oltre 3.000 addetti, oltre 2.000 imprese, siano settori molto legati alle nostre tradizioni, alla nostra cultura, e siano due comparti di cui abbiamo bisogno ora e ne avremo sempre più bisogno anche in futuro, perché il consumo di pesce a livello nazionale e a livello europeo tende a crescere. Certamente sono settori che stanno attraversando difficoltà enormi, lo sappiamo bene, sia i provvedimenti che restringono in modo sbagliato le giornate di pesca, compromettendo la capacità di reddito delle nostre imprese, ma è un momento difficile anche per l'aumento dei costi, in particolar modo del carburante, dei costi energetici, del costo dei materiali, che sta veramente attaccando pesantemente alle imprese e le mette in grave sofferenza. È anche per questa ragione che come Regione Emilia-Romagna abbiamo stanziato 1,5 milioni di euro proprio per sostenere e per aiutare le imprese rispetto all'aumento dei costi energetici. È importante che le 3 regioni del distretto Alto Adriatico lavorino insieme e ci impegniamo a farlo, lo stiamo facendo, l'abbiamo fatto nei mesi scorsi portando avanti molte battaglie comuni, molte richieste comuni al Governo e anche alla Commissione Europea. Dovremo continuare a farlo per coordinarci, per avere politiche omogenee a livello di distretto e per dare un futuro, una prospettiva a queste filiere davvero strategiche per i nostri territori. Buongiorno a tutti i partecipanti a questi Stati Generali della Pesca. Mi scuso per non poter essere presente fisicamente con voi, ma purtroppo gli impegni della Giunta e del Consiglio regionale me lo impediscono. Credo però sia opportuno un intervento anche a, diciamo così, immagine di quello che è il comparto della pesca nel Friuli Venezia Giulia, un comparto che vede oggi quasi 400 operatori tra la pesca e la pesca tradizionale che sono impegnati in un'attività che diventa costantemente sempre più complicata. Alcune delle problematiche sono sicuramente già state evidenziate, sono già state affrontate nei vari tavoli tematici che si sono susseguiti, però su alcune di queste vorrei soffermarmi in particolare. Non posso però passare senza fare un inciso di importanza strategica, ovvero quello dell'importanza del distretto. Il distretto dell'Alto Adriatico è oggi forse quell'unica entità che riesce a dare da un lato organicità alle azioni che vengono programmate, ma dall'altro riesce anche a sostenere con il coinvolgimento e, devo dire la verità, con l'unanimità ormai che si riscontra tra le amministrazioni regionali, riesce a sostenere il comparto in sfide che sono sempre più complicate e molte volte sono molto più complicate dal punto di vista di quelle problematiche che vado adesso a trattare. Io credo che una pesca oggi nell'Alto Adriatico regolata e regolamentata con sistemi che poco si adattano al nostro contesto sia il principale problema che dobbiamo affrontare. Stiamo operando, i nostri operatori sono costretti ad operare all'interno di un quadro normativo regolamentare adatto probabilmente ad altri mari, non certamente al Mar Adriatico, in un contesto di prossimità dove la dimensione stessa del mare mette nazioni diverse diciamo così, in cogestione di uno stock ittico che è sostanzialmente lo stesso. Necessita anche di un approccio diverso dal punto di vista metodologico rispetto alle analisi che vengono effettuate sulla parte relativa agli stock ittici e alle sue gestioni e interazioni, e non possono essere presi a riferimento dati generali ed applicati tout court a un contesto così specifico e così particolare. Credo questo sia un tema su cui il distretto si è sempre fatto parte attiva, assieme con il coinvolgimento degli operatori del settore, nel portare queste istanze prima a livello nazionale e spingerle anche a livello europeo, dove poi nasce questo tipo di regolamentazione. L'altro tema su cui credo ci sia necessità di una forte interazione sia del distretto sia degli operatori è il fatto che purtroppo quando noi ragioniamo di un singolo settore ci dimentichiamo quelle che sono le interazioni che il settore stesso subisce da regolamentazioni che derivano da diverse tipologie di interessi. Mi spiego meglio.
Noi oggi guardiamo al settore della pesca con le regolamentazioni della pesca, regolamentazioni che già alla loro base hanno un concetto di sostenibilità dell'azione di pesca, di salvaguardia degli stock ittici e di consentire quindi di eseguire una serie di attività anche in favore della sostenibilità, e su questo ormai si è trovata una quadratura che comporta la possibilità di permanere con le attività sia pure in una difficoltà non sempre gestibile, ma può essere affrontata. Quando invece interveniamo con delle regolamentazioni diverse che magari prendono spunto anche da quadri normativi diversi, e mi riferisco ad esempio al grande tema delle zone di protezione delle ZPS, dei SIC marini, qui il problema si acuisce. Si acuisce perché quando interveniamo con delle regolamentazioni che nascono per obiettivi magari legati a specie non direttamente correlate con l'ambiente marino e della pesca, penso alle ZPS per la tutela dell'avifauna, rischiamo di dover introdurre delle limitazioni nelle azioni di pesca anche su attività per le quali abbiamo cercato di portare il comparto a svolgere quel tipo di azione di pesca in quanto più sostenibile per quello che riguarda la fauna ittica. Ora, è vero che nel mondo si riescono a trovare delle soluzioni. Il vero rischio, ed è un rischio che percepiamo e condividiamo con gli operatori, è quello che l'adozione di nuove aree protette, se oggi magari possono trovare anche una regolamentazione che consente l'attività e la fruizione anche dal punto di vista economico della pesca, domani mattina non abbiamo la certezza di quali saranno le evoluzioni, perché stiamo ragionando di due settori che lavorano a canna ed organo. Da un lato c'è la pesca con le sue regole, dall'altra c'è la tutela dell'ambiente con le sue regole. Se queste azioni non sono coordinate, rischiamo di vedere delle interazioni profondamente negative. Ecco, su questo credo che l'azione che stiamo portando avanti tutti quanti in modo univoco sia l'unica strada, e dovremmo sempre di più rafforzarla, in quanto la tutela delle attività sostenibili della pesca fanno parte del DNA di ognuna delle nostre singole regioni, ma specialmente dei nostri operatori economici, che nel tempo hanno sviluppato una capacità di lavoro e una capacità di riuscire a fare anche azioni dirette volte alla sostenibilità che non troverebbero altro paragone. Concludo con altri due esempi dove l'evoluzione ha superato qualsiasi aspettativa. Quella che è la capacità di garantire un elevatissimo autocontrollo, una elevatissima garanzia della tutela della salute alimentare, un'elevatissima garanzia della raccolta dei dati. Sostanzialmente abbiamo degli operatori che oltre alla loro attività ne svolgono anche altre e lo fanno in maniera anche spontanea, non solamente perché questo viene richiesto, ma lo fanno proprio nell'ottica di trovare un quadro di sostenibilità dove le loro attività economiche possano continuare. Noi questo ci auguriamo che possa permanere e riuscire anzi a trovare delle condizioni migliori, a volte di semplificazione, ma quando si parla di semplificazione sembra sempre che ci sia un monte infinito da scalare e non si arrivi mai in cima, ma comunque l'obiettivo è quello. Credo che se continuiamo con questa modalità di azione comune otterremo dei risultati che possano essere effettivamente spendibili e fruibili da un intero comparto senza nulla togliere e senza nessun problema a creare. Questo è l'auspicio migliore che posso fare a tutti quanti voi, ringraziandovi del lavoro che avete svolto in queste giornate. Siamo al terzo punto della scaletta di questa mattina. Ci sono 6 interventi che riguardano complessivamente le proposte gestionali. Il primo sarà Alessandro Vendramini di Agriteco. Grazie, buongiorno, ringrazio la Regione Veneto, l'assessore Corazzari, il dottor Cherubini, il dottor Salvadori, che ci hanno dato questa possibilità di fare questo importante lavoro, coordinato in maniera ottima da Veneto Agricoltura la dottoressa Liviero. Abbiamo avuto il piacere anche di un incontro professionale importante con la Fondazione Ambrosetti e con il gruppo di Benedetta, è stato veramente un piacere. E è un piacere anche di conoscere il dottor Bertotto, che riesce a mantenere, ad alzare il profilo culturale anche nelle micro riunioni. E noi siamo stati incaricati a redigere delle proposte di piano di gestione dei mestieri della pesca, precisamente a mare,
il piano di gestione di pesca a strascico che riguarda poco meno di 300 motopesca, il piano di gestione della pesca delle volanti, sono circa 50 imbarcazioni, sono quelle dedicate alla pesca del pesce azzurro, il piano delle draghe idrauliche che nel distretto ittico Alto Adriatico sono circa 260 imbarcazioni, più di 160 sono nel Veneto, il piano degli attrezzi da posta dove ci sono 1000 imbarcazioni, 600 in via esclusiva e altre 400 che lavorano anche in laguna e quindi fanno dei lavori un po' integrati. E poi abbiamo anche, partendo dall'esperienza sviluppata dei GAC della provincia del GAC del Veneziano e del GAC del Delta del Po, che hanno redatto dei piani di localizzazione delle AZA delle zone destinate all'acquacoltura a mare, abbiamo proposto l'estensione di questa pianificazione all'intero distretto Alto Adriatico. Il contesto di riferimento che abbiamo analizzato, che abbiamo verificato, è legato alla difficoltà di mantenere lo spazio marittimo. Lo spazio marittimo sarà il tema dominante dei prossimi anni per la gestione di tutti di chi opera nell'ambiente marino, e quindi avere la capacità di essere degli indicatori affidabili e tenere i propri territori e la propria occupazione nello spazio marino sarà un tema determinante. Tutte le economie che sono presenti a mare hanno valori economici molto più importanti della pesca. Immaginate, la dottoressa Blioschi in questi giorni ci ha presentato i valori dei fatturati di 130-150 milioni nel settore del comparto della pesca marittima, solo il turismo costiero a 18 miliardi. Quindi di fronte alla necessità di fare un ripascimento e proteggere un'economia turistica a scapito magari di una produzione ittica, la scelta capite bene dove sta. I cambiamenti climatici e le modificazioni anche ecosistemiche che sono state bene monitorate da OGS e ci ha presentato dei rapporti anche nell'ambito del presente lavoro, mettono a disposizione hanno uno stato trofico chiaramente diverso, e quindi ci aspettiamo anche una diminuzione dello stato di risorse legato alla minore disponibilità alimentare. Sappiamo anche che in un contesto del prelievo delle risorse esiste un socio quasi di maggioranza, che sono i pescatori sportivi, che sono nel distretto almeno 56.000 unità. Sappiamo anche che non si riesce a fare gestione senza avere come valore cardine il concetto di sostenibilità ambientale e tutela delle risorse. Non si riesce a fare gestione se non c'è un processo di aggregazione. Noi sappiamo che gli unici che stanno facendo effettivamente gestione sono i COGEV per la risorsa delle vongole, sono ormai 20 anni che stanno operando, è l'unico settore che non ha visto perdita di imprese negli ultimi 20 anni. E aggregarsi e gestire comporta anche mantenere un livello economico nel tempo. Non si può fare gestione in assenza di politiche commerciali e anche di sfoghi commerciali propri legati alle imprese di produzione, e abbiamo visto che non si riesce a fare gestione senza avere in fianco l'assistenza tecnica e la ricerca scientifica. Noi con il Cogevo del Veneto siamo fuori più di 100 giorni all'anno per assistere la loro produzione e per gestire la loro risorsa, quindi sappiamo che anche gli altri mestieri che hanno delle specie bersaglio tipiche devono dotarsi di questi strumenti. Ogni settore poi deve avere dei rappresentanti credibili e affidabili che sappiano dialogare con le istituzioni, con gli organi di controllo e anche con la ricerca. È un processo fondamentale quello di essere rappresentanti da persone affidabili. E quindi gli obiettivi che sono declinati dei piani che poi i miei colleghi presenteranno insieme ai rappresentanti delle diverse categorie di riferimento, il primo è concorrere alla sostenibilità economica, sociale e ambientale di ogni settore. Il secondo è di mettere a disposizione del settore
gli strumenti per poter sedersi ai tavoli a discutere di effettiva pianificazione dello spazio marittimo. Ci sono tanti progetti di cooperazione territoriale, tanti progetti ministeriali, tanti progetti di tanti tipi che parlano di pianificazione territoriale. La categoria della pesca deve trovare uno spazio istituzionale codificato per partecipare e difendere i propri interessi. Deve mettere a punto una gestione pluriennale basata sugli ecosistemi con un raggiungimento del rendimento massimo sostenibile e la gestione ottimale dei rigetti. Questo è un principio cardine della politica europea e che noi dobbiamo assolutamente aderire. Favorire l'aggregazione delle imprese, vi dicevo prima, se non ci si aggrega non si riesce a gestire, e migliorare il rapporto con le istituzioni e con il mondo della ricerca. Il riferimento normativo con cui sono stati costruiti diversi piani di gestione risiede all'interno dell'istituzione del distretto ittico alto Adriatico e quindi ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 23 febbraio 2010 è aggiornato dall'articolo 3 del 27 febbraio 2012. I piani sono stati poi costruiti secondo i contenuti tecnici declinati dall'articolo 19 del regolamento 1967 e quindi riguardano solo la parte territoriale italiana. Questo è l'ambito di intervento su cui abbiamo sviluppato la pianificazione dei diversi piani di settore. Il quadro di riferimento programmatorio è legato alla politica marittima integrata, alla pianificazione dello spazio marittimo e alla politica comune della pesca. I piani, anche su indicazione della Regione Veneto, sono stati prodotti partendo da un approccio dal basso, quindi con un confronto diretto con i pescatori, con le associazioni, con le cooperative e con i consorzi. Sono stati numerosi gli incontri che sono stati fatti fisicamente online, c'è stata molta partecipazione. È evidente che quando si costruiscono dei piani al basso si devono raggiungere dei compromessi, si devono raggiungere degli accordi che accontentino tutte le categorie e le marinerie del lato Adriatico. Probabilmente ne sono i migliori dei piani possibili, però sono quelli, per alcuni settori, sono i primi e siamo anche orgogliosi di essere i primi a cominciare a mettere sul tavolo le prime proposte e di costruire delle condizioni per avviare un processo evolutivo che porterà grandi soddisfazioni a tutte le imprese. Uso altri 2 minuti, chiaramente noi abbiamo costruito un sistema informativo di riferimento con tutte le informazioni georiferite, date ambientali, produzioni, imbarcazioni, spazi marittimi. Abbiamo costruito un database geografico con tutti i vincoli, i traffici, per darvi alcuni esempi sulla carta dei sedimenti oppure sui vincoli presenti nell'ambito della fascia costiera, perché sembra che ci sia tutto un territorio a disposizione, invece i vincoli sono tantissimi e un po' per tutti. Le informazioni sui traffici marittimi differenziati dai traffici complessivi rispetto anche ai traffici legati solo alla componente della pesca, le varie ambiti e le fasce geografiche e territoriali che sottendono norme diverse, usi diversi, la presenza di vincoli, la presenza di tenue, di SIC marini e la presenza anche di tutti gli impianti di agricoltura a mare. Le analisi normative vigenti sono quelle che noi del settore conosciamo bene e sono state integrate anche con tutte le normative locali. Io adesso lascio la parola ai miei colleghi e vi ringrazio nuovamente per questa opportunità. Grazie. Sì. Vendramini è andato un po' lungo, se riusciamo a recuperare meglio vi consiglio di tagliare subito saluti e ringraziamenti, diamoli per scontati per tutti, salutiamo e ringraziamo tutti. Quindi Marco Spinadin di Conf Cooperative Fedagri Pesca, più Laura Cruciani.
Noi vi descriveremo il piano di gestione che abbiamo stilato per quanto riguarda la pesca con le reti volanti. Una pesca che nel distretto vede impiegate 22 coppie di imbarcazioni che operano appunto con la volante e hanno come target i piccoli pelagici, sardine e acciughe, e target condiviso con 6 imbarcazioni che pescano col sistema circuizione e dislocate tutte nella regione Friuli Venezia Giulia. Non mi dilungo con le dimensioni analizzate in quanto sono già state descritte nell'intervento precedente, descrivo solo brevemente lo stato delle risorse, in quanto sardine e acciughe sono sottoposte a stock assessment e alla determinazione dei reference point che vengono utilizzati per determinare poi le possibilità di pesca. I più recenti stock assessment indicano che queste due specie nell'Adriatico sono in stato di sovrasfruttamento e sottoposte a una pesca eccessiva, con una biomassa che attualmente è inferiore al limite indicato come limite precauzionale. Per questo le raccomandazioni più recenti della CGPM indicano di ridurre la mortalità da pesca ed è stato predisposto un piano pluriennale che vede una riduzione delle possibilità di pesca nei prossimi anni. Gli obiettivi, anche questi, sono già stati descritti nell'intervento precedente. Si tratta di tutelare ovviamente le risorse e al tempo stesso le imprese del settore e consolidare una gestione unitaria all'interno del distretto. Le misure che abbiamo sviluppato sono suddivise in 4 sezioni a seconda dei risultati attesi dalla loro applicazione. Per motivi di tempo vi descriverò solo quelle che caratterizzano principalmente il piano che abbiamo steso e dopo rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento sulle rimanenti. Per quanto riguarda le misure finalizzate alla riduzione dello sforzo di pesca, quindi alla tutela delle risorse e alla sostenibilità ambientale, in particolare è stata inserita una riduzione delle giornate di pesca. Attualmente sono concesse 180 giornate di pesca annue per questo sistema. La categoria ha deciso di inserire un limite di 170, quindi una riduzione del 6% circa, mantenendo il limite di 144 giornate per specie e 20 giornate massime al mese. Un'altra importante innovazione che è stata inserita nel piano è la proposta di gestire l'interruzione delle attività di pesca anziché su base compartimentale sulla base delle marinerie. Attualmente il fermo pesca per queste specie è di 1 mese per sardine e 1 mese per le acciughe. Viene gestito in maniera unitaria, il distretto è fermo nello stesso mese, la pesca è completamente interrotta. La proposta è di interromperla in modo differenziale tra le marinerie in modo che sia possibile gestire la pesca anche tenendo in considerazione gli aspetti commerciali. Questo potrebbe garantire alle imprese di rimanere reddituali anche in luce delle riduzioni nelle possibilità di pesca che sono previste per i prossimi anni e come seconda possibilità permetterebbe di sperimentare una riduzione dello sforzo che anziché essere unitaria e di 2 mesi all'anno sarebbe una riduzione di almeno il 30% circa, che però durerebbe per 6 mesi se distribuita in 3 raggruppamenti. Quindi darebbe anche la possibilità di valutare se sugli stock possa essere più efficace una riduzione prolungata rispetto a un arresto più breve. Sono poi inseriti arresti definitivi e un piano per l'ammodernamento della flotta che saranno naturalmente collegati alle risorse del FEAMPA che saranno messe a disposizione. Il secondo raggruppamento di misure riguarda la gestione degli stock, quindi misure per tutelare le specie target. In particolare è prevista una programmazione adattativa delle attività che prevede che in caso di stock assessment che indichino una riduzione nella biomassa possano essere attuate delle chiusure spazio-temporali mirate a prolungare i periodi di chiusura o programmare lo sforzo di pesca sulla base della rotazione delle imbarcazioni. E molto importante è inserita nel piano l'intenzione di attivare un monitoraggio sulla raccolta delle catture accessorie. Questo permetterà di costituire un database che è disponibile in tempo reale, che contenga informazioni quantitative, spaziali e temporali delle catture ed in particolare c'è la volontà di quantificare l'incidenza di questa tipologia di pesca sulle catture di tonno rosso. Questo potrebbe permettere
di pianificare in futuro, avendo esattamente quantificato l'incidenza della pesca, pianificare eventuali strategie per la gestione delle catture di questa specie protetta. Vi sono poi inserite delle misure di supporto alla gestione, nelle quali la principale possiamo dire che è l'intenzione di istituire una struttura unitaria che si occupi della gestione del piano e di coordinare le attività di pesca nel distretto. Questa struttura potrà essere formata sotto forma di consorzio, associazione di OP o rete di imprese, e si avvarrà individuando un ente scientifico di riferimento del supporto appunto scientifico per tutte quelle misure che richiederanno un contributo della ricerca. C'è poi l'intenzione di sviluppare un sistema per ripartire le catture che vengono annualmente definite dalla Comunità Europea per le GSA 17 e 18 tra gli operatori, in modo da semplificare la gestione per questo organismo di gestione. Sarà poi inoltre implementato un protocollo per la gestione delle emergenze ambientali che prevederà la valutazione e la certificazione dell'evento e delle sue ricadute economiche sulle imprese. L'ultima sezione di misure che abbiamo inserito nel piano riguarda delle misure che non fanno capo direttamente agli operatori del settore, ma che andranno sviluppate dagli enti competenti in materia per poter supportare quanto inserito nel piano. In particolare mi soffermo sulle prime due, ovvero il fermo biologico. È emersa la necessità che i 2 mesi di fermo biologico per questo mestiere prevedano un sistema di compensazione economica. In questo modo sarà possibile ridurre le attività di pesca a tutela delle specie senza che questo abbia un impatto eccessivo sulle imprese. In più è importante che gli stock assessment su cui si baserà questo sistema adattativo di pesca siano aggiornati annualmente sulla base di dati aggiornati, in modo che la modulazione delle attività di pesca sia effettivamente aderente a quanto succede in mare, allo stato delle risorse. Concludo dicendo che è previsto un monitoraggio annuale del piano di gestione che controlli il corretto sviluppo delle misure e la loro applicazione e i risultati che queste misure hanno portato rispetto agli obiettivi ai quali sottendono. Io ho brevemente concluso. Tocca a me proseguire un attimo le misure tecniche che avete visto adesso, ben spiegate dalla dottoressa Cruciani. Ormai credo che per quanto riguarda i piccoli pelagici per me sia diventata una sorta di maledizione, perché parlo solo ed esclusivamente di questo settore, il settore delle volanti nell'Alto Adriatico. È stato un mestiere molto fiorente nel passato, ha vissuto moltissime fasi negli ultimi 60-70 anni, un'alternanza di periodi buoni ed altri meno buoni, tra l'ampare al finire degli anni 50 e le volanti negli ultimi 35 anni. Pensate che solo negli anni 80 Chioggia vantava una flotta di 13 coppie stabili tutto l'anno, e in particolare nel periodo primavera-estate si arrivava a contarne ben 16, perché il periodo estivo è da sempre il più favorevole per abbondanza di queste specie nell'Alto Adriatico, e ricordo che si pescava anche il sabato e la domenica, 7 giorni su 7. Negli anni 2000 Pila divenne il centro della pesca delle acciughe, arrivando a 13 coppie, con una capacità di pesca di 6.500-6.700 tonnellate, in prevalenza alici. Per non parlare di Porto Garibaldi, che per alcuni decenni è stato il punto di riferimento per tutto l'Alto Adriatico. Ancora oggi è il maggior produttore, se non l'unico, di reti da pesca dei piccoli pelagici. Dagli anni 2006-2008 questo mestiere ha avuto nelle sue oscillazioni una sorta di specializzazione che definisco commerciale e qualitativa. Ad un certo punto non era più necessario portare a terra il solo pesce, cioè la quantità, ma più importante era la lavorazione, il trattamento del freddo, la cernita a bordo, le tirate corte. Anche gli spazi a bordo dove lavorare i pesci hanno prodotto una selezione naturale tra le imprese. I rapporti con l'estero e in genere con i commercianti più accreditati si consolidarono e le imprese dovettero specializzarsi ulteriormente, aumentando la loro capacità di trattare il pescato per aumentarne la conservazione nel trasporto di lunga percorrenza.
Nel 2012 la svolta. Per la pesca dei piccoli pelagici arrivò la bruttissima notizia che tale risorsa era sovrasfruttata. La ricerca ormai ci chiedeva di regolamentarne lo sforzo e soprattutto immediatamente dopo di diminuirlo. Ricordo, mi dispiace che la direttrice Viceva non sia in sala, ricordo solo la proposta di riduzione del 93% dell'attività di pesca tra le decisioni che occorrevano per il raggiungimento degli obiettivi, ovvero il fatidico MSY. Il settore si è difeso come ha potuto. La Commissione ha cercato di approvare un piano di gestione che, ricordo bene, a mio avviso di gestione non aveva nulla. Dopo poco la Commissione capì che non c'erano i presupposti per proseguire e virò con forza sulla Commissione Generale per la Pesca del Mediterraneo, la CGPM. Da qui si susseguirono una serie di raccomandazioni, la prima la 37, datata 2014, che introdussero le giornate massime di pesca, le 6 miglia, le 20 giornate mese e il 50% sulle famose 144 giornate, 50% più 1 su una specie, acciuga o sarda. Come ci troviamo oggi? Una flotta ridotta negli ultimi 10 anni del 20%, ma fortunatamente con norme che resteranno in vigore fino a dicembre del 2023. Questa stabilità, visto il passato, è già qualcosa, perché di solito noi arrivavamo a dicembre aspettando il futuro dell'anno successivo, non avevamo assolutamente nessuna previsione di quello che sarebbe stato la nostra attività. In questi mesi ci siamo sentiti più fragili. Io chiaramente sono uomo di banchina, vivo la cooperativa tutti i giorni. I costi energetici dopo la pandemia ci hanno dato una mazzata impensabile. Siamo dunque sfiduciati, a volte anche depressi, ma con la voglia di tenere in piedi le imprese e di lavorare. Ecco la parola chiave che voglio evidenziare oggi: lavorare. Noi vorremmo solo lavorare. Si parla sempre più ormai di sostenibilità ambientale. La sostenibilità ambientale, questo è il tema su cui ci stiamo confrontando e ci confronteremo soprattutto nel prossimo futuro. Lo abbiamo fatto anche in questi giorni agli Stati Generali della Pesca, a Pila credo l'altro ieri. Oltre alla pandemia, alla crisi energetica e all'inflazione, la sostenibilità sarà la vera sfida dei prossimi mesi. La pesca purtroppo sostenibile non lo è. I dati scientifici ci dicono questo a ogni incontro, ad ogni convegno. Ok, attenzione alla sostenibilità ambientale, ma anche alla sostenibilità economica dell'impresa. La disgrazia della pandemia ha fatto da acceleratore, in positivo. Ha velocizzato politiche commerciali che altrimenti avrebbero richiesto anni per svilupparsi. Ci ha visti fragili e estremamente intrecciati con altri settori, ricordo la ristorazione e il turismo, ma ci ha costretto a stare insieme, lavorando meno, senza intasare il mercato e nelle giornate più propizie della settimana, attenti alle esigenze del mercato e ai prezzi. Come dicevo, negli ultimi anni un buon numero di imbarcazioni è uscito dal settore dei piccoli pelagici, cause dovute alle incertezze normative, alla mancanza di programmazione, alla necessità di dover fare investimenti importanti e costosi in un clima di totale incertezza e infine la competizione commerciale con gli altri paesi. Alcune imprese resistono, ma ancora per quanto, se il costo del gasolio continuerà a salire. Permettetemi di rivendicare il ruolo strategico delle OP e che nei vari territori hanno saputo svolgere, lavorare in squadra, fare massa critica, diversificare le specie bersaglio all'interno della stessa organizzazione, cose apparentemente banali ma credetemi fondamentali. L'OP che organizza la vendita già dal giorno prima, pianificando la settimana in base alla domanda e nel caso del pesce azzurro diversificando tra sarde e alici e se possibile anche la pezzatura. OP abbastanza piccole con dimensione marineria, ma vi assicuro che in alcune regioni, e il Veneto è tra queste, le imprese sono pronte per le associazioni di OP, con dimensioni territoriali molto più ampie e con potenzialità commerciali rafforzate, associazioni di OP che potrebbero avere la gestione di 11.000-12.000 tonnellate di pesce azzurro in un anno. Permettetemi brevemente di ricordare il progetto Itaca Interreg Italia-Croazia con capofila Veneto Agricoltura della Regione Veneto e un ringraziamento particolare alla dottoressa Liviero. Itaca ha sviluppato uno strumento predittivo, avendo un database corposo,
Un algoritmo ci anticipa, ci predice, inserendo la quantità, quanto potrebbe essere il valore al chilo degli alici il giorno dopo, o addirittura avere la tendenza settimanale. Come dicevo, uno strumento in mano alle OP che funziona, che dà informazioni importanti e che può diventare molto utile per regolare e razionalizzare le catture, a proposito di sostenibilità ambientale. Non dimentichiamo quella economica e sociale. Se non ci riuscissimo avremmo perso tutti comunque. Abbiamo visto alcune proposte per una riduzione dello sforzo di pesca, mi sento di dire condivise, quelle che la dottoressa Cruciani ha esposto un attimo fa. Direi che il settore dei piccoli pelagici è probabilmente quello più abituato al dialogo, forse perché è partito per prima. Dunque, pandemia nel marzo del 2020, la guerra in Ucraina nel febbraio del 2022 e conseguente crisi energetica. E io direi non solo, non è possibile. Mi dispiace, avevo delle foto da farvi vedere molto interessanti, soprattutto per non addetti ai settori. Volevo concludere appunto con il tema degli effetti climatici, no? Quello che ci sta purtroppo arrivando sempre più frequentemente. Il Vaia, l'acqua granda che ricorderete tutti, ma anche Bore di un'incredibile intensità, hanno messo in ginocchio anche i più bravi. Temperature impazzite, troppo caldo, troppo freddo, salinità variabili, stratificazione della colonna d'acqua, siccità incredibili come in queste settimane, o al contrario bombe d'acqua. Gli eventi estremi ormai non si contano più. In particolare da qualche mese stiamo osservando una proliferazione di noci di mare e di macromeduse. Mi dispiace, le foto erano molto eloquenti, ma purtroppo ve le dovrete cercare su Wikipedia. Non era possibile? Non era possibile, mi dispiace. Quelle che abbiamo visto magari in TV nel Golfo di Trieste, ma che si trovano, vi garantisco, in tutto l'Adriatico, in quantità pazzesche, che stanno creando veramente molte difficoltà. L'Adriatico in pochi anni ha una temperatura media di 1,5 gradi più alta. Gli scienziati ci confermano il trend e ci comunicano che nel mare non c'è più fosforo e che l'azoto si è dimezzato. Entrambi i fattori sono determinanti per favorire plancton e zooplancton. La limpidezza è decisamente migliorata del nostro mare e questo non è un bene. Vuol dire che mancano i nutrienti. Siamo invasi dal granchio blu, molto buono, predatore senza rivali in Adriatico, e anche dal pesce serra, ed è un problema, come accade anche nelle acque dolci per quanto riguarda il siluro. Dopo tutto ciò mi domando, gli stock sono sovrasfruttati e la flotta è in notevole contrazione. Da anni stiamo attuando politiche di contenimento, onorevole. Meno giorni rispetto da 0 a 6 miglia dalla costa per 9 mesi l'anno, ma soprattutto stiamo perdendo imprese. Ebbene, perché nonostante tutti questi sforzi non riusciamo a trovare un equilibrio? E questa è la domanda che mi faccio. Qualcosa non torna. L'MSY, parola incredibile, dovrebbe probabilmente essere rivalutato ogni anno. Quindi abbiamo bisogno di dati recenti, probabilmente di nuovi modelli, per specie con un ciclo vitale troppo breve come le acciughe e le sardine. Per finire, non completerei chiaramente il mandato che ho oggi da parte delle imprese che fanno la pesca della volante, che ho assunto in questi incontri negli ultimi mesi, se non chiedessi con chiarezza che le 2 mesate che noi facciamo di fermo pesca dei piccoli pelagici siano indennizzate. Mi dispiace che manca il Ministero, purtroppo è così. E coloro che hanno già la quota tonno non vadano ad incidere nelle già poche 35.200 tonnellate stabilite per il lato italiano dell'Adriatico. Quindi decidiamo da subito i mesi di fermo per gli areali per il 2023 in modo chiaro e trasparente per tutti, questo per non alimentare le solite contrapposizioni. Dunque continueremo in questa transizione ecologica spediti? Ovviamente, ma dovremo avere un occhio di riguardo nei confronti delle imprese, dell'economia e dell'impatto sociale che questi incredibili cambiamenti comportano. Riprenderemo a estrarre gas o ci doteremo sotto costa di altri sempre più necessari rigassificatori? Riprenderemo a ricevere energia da centrali a carbone o utilizzeremo il mare per quella eolica? Ci saremo nella pianificazione dello spazio marino? Mi domando. In che numero? Con quali sistemi di pesca? Con quale segmento di flotta? Ovvero, continueremo a mangiare pesce fresco dei nostri mari? Non ho ovviamente
ora le risposte, ma ritengo che il lavorare tutti insieme, politica, tecnici, ricerca e imprese, sia l'unico modo per trovarle. Ringrazio la dottoressa Cruciani e Agriteco per il grande lavoro svolto e soprattutto per la pazienza. Grazie dell'attenzione. Massimo Bellavista di Lega Coop Agroalimentare. Sarò brevissimo come lei ha chiesto. Buongiorno a tutti. Voglio innanzitutto ringraziare la Regione Veneto per questa fantastica iniziativa che fa il punto su questo settore, che mette al centro le problematiche e che propone delle soluzioni. Voglio personalmente ringraziare Agriteco per il grande lavoro che ha fatto in questi mesi, per la pazienza che hanno avuto, Thomas in particolare, nel gestire e coordinare i vari gruppi di lavoro sulle diverse tecniche e diversi sistemi di pesca. Un lavoro molto importante che è confluito su una serie di proposte. Auspichiamo realizzabili, anche se ci saranno diverse difficoltà per applicare così come viene proposto il piano, per esempio, della pesca a strascico e dei ramponi. Pesca a strascico e ramponi, un settore in forte sofferenza, non da oggi, non da prima della crisi energetica, direi io sono 28 anni che lavoro nel settore e lo sento in crisi da tanto tempo. A volte sono anche ingiustificate queste forme di accanimento nei confronti di un settore che merita tutto il rispetto e tutta la dignità di un lavoro molto importante. Parliamo di un prodotto alimentare sano che finisce sulle nostre tavole. Mi spiace non vedere qui la dottoressa Vicceva e l'onorevole Conte, perché avrei chiesto di portare avanti il tema della tracciabilità sui menù dei ristoranti. La tracciabilità non deve finire in cucina, ma deve andare sul tavolo dei consumatori. Solo questo ci può aiutare a garantire una trasparenza e soprattutto una concorrenza leale nei confronti dei prodotti di importazione di dubbia provenienza e spesso operanti anche al di fuori delle regole comuni. E rispetto appunto al piano di gestione che adesso Thomas andrà a presentare, sicuramente è molto importante il tema di armonizzare le regole di gestione di questo settore. Noi siamo disponibili a ragionare anche sul tema delle 3 giornate, purché vengano conteggiate e contemplate nel fermo facoltativo. C'è un forte bisogno di rinnovare la flotta, perché non possiamo solo pensare alle demolizioni, perché allora vuol dire far sparire un settore. Allora ce lo dobbiamo dire subito e ci dobbiamo dire come riconvertiamo quelle risorse umane che lavorano in questo settore. Parliamo di lavoro usurante da più di 10-12 anni, ancora è fermo lì, e ora chiediamo un seguito a quell'attività. Aggiungo 2 cose che ho sentito parlare. Una, sicuramente si è parlato di formazione nell'apertura dei lavori. Cioè è inutile dire che quale tipo di formazione dobbiamo fare se siamo un paese, l'unico in Europa, che non ha una formazione minima per poter accedere a questo settore. Chi mi conosce lo sa, lo dico a tutti gli incontri pubblici che ci sono. Bisogna partire da una formazione minima obbligatoria, perché lavorare oggi in un settore invaso dalle regole, forse anche troppe, avremo bisogno anche di sburocratizzare questo sistema con tutte queste cartelle di documenti a bordo delle barche che mettono solo in difficoltà questa categoria. Lascio la parola perché così altrimenti non vengo sgridato appunto per i tempi. Buongiorno a tutti, sono Thomas Galvani di Agriteco. Vi introduco in maniera rapida, cercando di essere sintetico, le proposte che sono emerse dagli incontri fatti con gli operatori per quanto riguarda la pesca con reti a strascico e ramponi. In velocità sono 2 tipologie differenti, quella cosiddetta a traino con divergenti e quella con ramponi, dove le strutture delle barche possono essere similari ma l'attrezzo è differente. Abbiamo all'interno del distretto ittico alto Adriatico un complessivo di 291 imbarcazioni attive che fanno queste 2 tipologie di pesca, più o meno ugualmente distribuite tra Veneto e Emilia Romagna. Infatti abbiamo 142 per il Veneto e 128 per l'Emilia Romagna, in Friuli Venezia Giulia solamente 21. Come vedete, l'ultimo periodo è stato un periodo un po' segnato negativo per quanto riguarda la produzione e anche i ricavi, e vi illustro quali sono stati gli obiettivi condivisi con tutti gli operatori. Quindi la prima cosa per tutti è stata quella di tutelare le risorse ittiche per tutte le specie che risultano sovrasfruttate all'interno delle 2 GSA.
secondariamente tutelare le imprese e alla fine rafforzare una gestione coordinata all'interno del distretto. Abbiamo fatto un'analisi SWOT cercando di evidenziare quali fossero i punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce. Vi evidenzio solo le principali. Come punti di forza per quanto riguarda la tipologia di pesca sono la varietà delle specie target e anche un pescato ad alto valore commerciale, però i punti di debolezza sono mancanza magari di una struttura che li possa coordinare, come è stato detto nell'incontro precedente. Tra le opportunità, quella di poter lavorare per l'ambiente, quindi fornire dei servizi ecosistemici, mentre se andiamo a vedere le minacce che vengono da fuori, potrebbe essere anche la competizione con altro prodotto importato o l'utilizzo dello spazio marittimo per altre attività. Abbiamo fatto delle misure gestionali suddivise in 4 settori, uno finalizzato alla riduzione dello sforzo e della capacità di pesca, un altro per lo sfruttamento sostenibile degli stock, un terzo sulle misure di supporto alla gestione e un ultimo misure di accompagnamento. Ve le vado un attimo a declinare velocemente le principali. Le misure per la riduzione dello stock e della capacità di pesca sono la più importante, la riduzione a 72 ore su base settimanale dell'orario di lavoro e anche una estensione delle limitazioni delle pesche, della pesca post fermopesca, che attualmente va oltre le 6 miglia il primo mese post fermopesca, e estenderla fino al 31/12 di ogni anno. Per quanto riguarda lo sfruttamento, anche una programmazione adattativa delle attività di pesca, cercando di fare sinergia tra chi fa gli stock assessment e dà le valutazioni, che sia il più ristretto possibile la differenza di tempo tra le analisi e la fornitura di questi numeri, in modo da riuscire ad adattare il prelievo all'effettiva consistenza degli stock ittici. Le misure a supporto sono richieste anche dalla Marineria, un sistema di controllo AIS obbligatorio su tutte le imbarcazioni, quindi adesso l'obbligo è solo le imbarcazioni che arrivano oltre i 15 metri, loro chiedono l'estensione anche a quelle al di sotto di 15 metri per una maggiore sicurezza di tutte le imbarcazioni. Un altro importantissimo è per esempio un protocollo di gestione per le emergenze, perché tipo le mucillagini che ci sono state 2 mesi fa, la Marineria si guarda in faccia, non sa dove andare a rivolgersi per avere una risposta. Anche questo, riuscire a coordinare a livello di Alto Adriatico uno strumento per la ricerca che consenta alle varie marinerie una risposta rapida a queste problematiche. Le misure di accompagnamento al piano gestione sono uno stack assessment e dei reference point che siano condivisi con le marinerie e velocizzate, oltre anche alla partecipazione ai tavoli di pianificazione dello spazio marittimo, in modo che non vi sia conflittualità tra le varie attività. Alla fine abbiamo fatto anche un lavoro successivo al piano, che è quello del monitoraggio, dove dovremo andarci ad attendere un corretto sviluppo e rispetto delle misure proposte, dei risultati prodotti dall'applicazione delle nostre misure, quindi una quantificazione, un'efficacia delle misure rispetto agli obiettivi, vedere se sono misure che effettivamente hanno senso oppure no, e alla fine possibilità di implementazione del piano con nuove misure, perché solo andando in una fase sperimentale e testandolo sul campo potremo capire se dobbiamo aggiustare il tiro o altrimenti continuare con questo. Grazie, ho finito. Aggiungo una cosa, mi permetta al volo, visto che abbiamo recuperato tempo. Sarebbe necessario che il distretto Alto Adriatico, riconosciuto dal Ministero per portare avanti queste proposte, e questa in particolare, si riconvertisse in una consulta con la partecipazione delle associazioni di categoria, estendendo magari anche alla Regione Marche questa attività, e ci consentirebbe appunto di attivarci in maniera efficacemente nell'implementazione del piano. Grazie. Giovanni Dean, credo che si dica Dean, vero? Sì. Associazione Piccola Pesca Costiera Italiana. Raul Lazzarini. Buongiorno, saluti e ringraziamenti. Primo punto abbiamo già fatto. Io introduco brevemente questa relazione, che sarà molto corposa perché la piccola pesca sono tanti mestieri messi assieme.
La piccola pesca viene descritta come la più tradizionale, in effetti la pesca nasce con la piccola pesca, è anche la più sostenibile, inoltre con un grande ruolo sociale, e queste caratteristiche sono caratteristiche che fanno sì che l'Unione Europea la voglia incentivare, fanno sì che oggi questo è l'anno internazionale della piccola pesca. Però, come vedrete nella relazione, gli vengono anche imputati alcuni lati negativi, che sono la scarsa aggregazione, una carenza normativa, una scarsa disponibilità di dati e un'incertezza sul reale sforzo di pesca. Quindi si dice non si sa bene cosa facciano, non si sa bene dove vendano, e per cui sono difficili da gestire. E le proposte, fra le proposte generali del piano, sono un sistema di raccolta dati organizzato e un suggerimento ad aggregarsi, magari in consorzi, magari come consorzi di gestione molluschi. Io vorrei solamente illustrarvi un attimo quello che è il sistema della mia regione, Friuli Venezia Giulia. Il 98% dei pescatori di piccola pesca è aggregato a delle OP e delle cooperative, per cui dove consegnano tutto il pescato, da cui ricevono servizi, e queste cooperative gestiscono anche i mercati ittici, per cui la gestione e la raccolta dei dati è puntuale, almeno da noi, come in tutti gli altri mestieri. Inoltre tutti i pescatori sono organizzati in un consorzio di gestione dal 2008. Questo consorzio di gestione dopo un po' ha avuto la capacità, e grazie ai dei dirigenti giovani illuminati, di diventare interlocutore con la regione Friuli Venezia Giulia, e ottenendo dei finanziamenti per dei piani di gestione, ottenendo dei finanziamenti per fare ripopolamento, per gestire delle aree di mare dove vengono messe le barriere sommerse, e per attività di tutela, per esempio, delle seppie. Esiste poi un tavolo regionale dove i consorzi, le cooperative, le associazioni, quindi tutte le realtà aggregate sia di impresa sia di rappresentanze, si trovano per dirimere quelle che possono essere le difficoltà fra mestieri. La piccola pesca mette le nasse nei luoghi dove le draghe vanno a raccogliere, quindi come ci relazioniamo. Ecco, esiste un tavolo dove questo avviene e dove tutti i sistemi di pesca fanno in qualche maniera fronte comune verso l'amministrazione quando hanno dei problemi o quando o vogliono proporre delle cose. Per cui sembrerebbe che tutto funzioni. In realtà, e questo lo dico anche come per fare un passo oltre alla proposta, in realtà la parte debole è proprio il consorzio. I consorzi da noi sono nati verso il 2008, quando la nostra regione ha fatto un piano di gestione sul regolamento mediterraneo per la gestione di tutti i mestieri della pesca. Alla fine è rimasto quindi c'era piccola pesca, strascico, circuizione e molluschi. Alla fine chi è rimasto sono i molluschi, il consorzio molluschi, ma perché è un consorzio voluto dalla legge, e è un consorzio che chi è dentro ha dei vantaggi rispetto a chi è fuori, e quindi l'impresa ha interesse a star dentro, perché è un interesse che poi alla fine diventa un interesse economico. Il consorzio della piccola pesca non ha questo, e anche il decreto ministeriale del 2016 non aiuta, per cui chi sta dentro il consorzio non ha un vantaggio economico rispetto a chi sta fuori, per cui il nostro consorzio si regolamenta, fa i regolamenti di pesca e li propone all'amministrazione regionale, ma poi sia lui sia chi è fuori è messo alla stessa stregua. Si impegna a gestire, a chiedere le concessioni per mettere le barriere, ma poi chi è dentro e chi è fuori si avvantaggia nella stessa maniera. E questo è anche un po' il problema dell'associazione della piccola pesca, di cui io sono il vicepresidente e qui rappresento. Sono dei ministeri senza portafogli, per cui condividiamo che l'aggregazione è una forza essenziale, è uno strumento essenziale, però dobbiamo anche trovare gli strumenti per dare le possibilità a queste strutture aggregative di poter svolgere la loro funzione. Grazie.
Buongiorno a tutti, grazie Giovanni per la preziosa introduzione che mi dà il là per presentare le proposte di piano di gestione degli attrezzi da pesca, che come detto da te prima non è un solo mestiere ma è un insieme di mestieri, sono 4, 5, forse 6 mestieri che hanno aspetti positivi, sono tradizionali, hanno significativi aspetti sociali e storici, si tramandano di generazione in generazione, non sono a carattere industriale, vengono praticati su base stagionale, periodi molto brevi anche, consentono di ottenere catture di elevata qualità perché il pesce catturato non viene rovinato dal traino delle reti, da altri elementi negativi, e allo stesso tempo se si catturano specie ittiche non a norma o prive di valenza commerciale possono essere liberate in ottimo stato vitale. E le caratteristiche di questi mestieri sono il pescare quasi sempre in solitaria da parte degli operatori, utilizzo di imbarcazioni piccoli, la media della stazza sono 2 GT circa, e questi aspetti caratteristici vengono anche accompagnati da quello che ha appena detto Giovanni, da aspetti problematici, scarsa aggregazione, normativa carente, scarsa disponibilità di dati, incertezza sulla quantificazione del reale sforzo di pesca, aspetti problematici che il distretto di pesca nord adriatico vorrebbe cercare di colmare con questa proposta di piano. Infatti l'obiettivo primario è mettere a sistema questo settore della pesca marittima in un'ottica sempre di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Una volta messo a regime questa proposta di piano, se mai diventerà piano, quello che si può raggiungere dopo è una strutturazione del settore, un aggiornamento continuo delle misure adottate, perché quelle proposte rappresentano solo l'inizio, un'opportunità anche di dotarsi di strumenti tecnologici per aiutare e migliorare la gestione, e poi la creazione soprattutto anche di una propria identità di questo settore della pesca per distinguersi a livelli di tavoli istituzionali, a livelli di tavoli di confronti e a distinguersi da soggetti che operano in mare in maniera non molto legale e minano anche la figura del pescatore professionale. Qui ci sono un po' di dati che aveva sintetizzato anche prima il dottor Vendramini, che posso anche saltare e andare alle proposte di piano. Come detto prima, non è un mestiere, sono 5 mestieri, quindi abbiamo 5 proposte di piano, non ve le dirò tutte altrimenti non finisco più, cercherò di sintetizzare al massimo, correlate da una serie di proposte generali da cui parto. Allora, elementi comuni per queste proposte di piano è identificare le aree dove si pesca per avere dati sullo sforzo di pesca, sapere le giornate, le zone, i quantitativi. Quindi d'altra parte avere dati sui quantitativi di sbarcati, dati statistici che possono essere secondo noi raccolti tramite un modello cartaceo oppure anche tramite applicazioni per smartphone, tablet e PC che possono essere costruite ad hoc per questo sistema. Ci sono già stati degli esempi, abbiamo già partecipato ad altri progetti e ci sembra che con un po' di impegno potremo riuscire a costruire una buona applicazione semplice e che non oberi ancora di più il lato amministrativo burocratico degli operatori e delle cooperative. Un altro elemento comune è una proposta di carattere innovativo. Adesso sappiamo che gli attrezzi da posta vengono identificati a mare con delle bandierine in cui c'è scritto la matricola dell'imbarcazione, il nome dell'imbarcazione. È possibile magari utilizzare dei codici QR plastificati, come l'esempio qui riportato, in cui si possono mettere dentro i dati necessari e quelli che si vogliono far vedere, insomma. Questo è un esempio che abbiamo già fatto ed è riuscito. Un altro elemento comune può riguardare un'opportunità. È stato parlato sia prima che anche nei giorni scorsi delle specie aliene, specie alloctone, che rappresentano un problema.
dobbiamo essere in grado anche di trasformare questo problema in opportunità. Un esempio può essere il tanto famigerato e noto granchio blu che sta facendo danni alle reti in mare, può essere ad esempio catturato e indirizzato ai vari canali commerciali. È già un pezzo che alcuni operatori cercano di studiarlo, di capirlo per cercare un'opportunità commerciale, tanto che nella foto in basso a destra vedete una moica del granchio blu. La moica è il granchio più grande a destra e l'altra a sinistra è il suo scheletro. Sappiamo che le moiche sono un prodotto pregiatissimo, il prodotto più pregiato delle lagune venete, e quindi da questa si può cogliere un'opportunità di creare un prodotto pregiato anche per una specie alloctona. Adesso vado sintetico e veloce per i vari piani di gestione. Hanno riguardato i grandi cogolli e oreoni solo nel compartimento di Venezia e marginalmente in quello di Chioggia, perché questo tipo di attrezzo viene utilizzato solo in questi due ambiti. La pesca di reoni è già ben regolamentata, ben normata dalle ordinanze della locale capitaneria di porto, quindi variazioni significative non sono state fatte a Venezia. Per quanto riguarda Chioggia, in accordo con la capitaneria abbiamo lasciato l'unica postazione utilizzata, però abbiamo lasciato aperta la porta per individuare altre 4-5 postazioni a seguito di analisi tecnico-scientifiche ben puntualizzate sul posizionamento e sulla loro interazione con altri sistemi di pesca. Stessa linea di pensiero è stata adottata per le nasse. Le nasse per siepe è una pesca ben normata, però è normata a livello di compartimento marittimo e al momento, vista l'assenza di strutture di governance di secondo livello, di altro livello, abbiamo pensato di lasciare inalterate le caratteristiche nei singoli compartimenti marittimi, quindi non vedrete grosse variazioni per quanto riguarda la pesca delle nasse nei vari compartimenti marittimi. In questa prima tabella ci sono Monfalcone, Venezia e Chioggia, e nella seconda, per motivi di spazio e di visione, abbiamo messo i due compartimenti marittimi dell'Emilia Romagna, Ravenna e Rimini. Un passo avanti notevole è stato fatto per la pesca delle lumachine e delle canocchie. Allora, innanzitutto abbiamo diviso la fascia costiera in ambiti omogenei di pesca, in cui gli operatori poi possono indicare dove pescano e quanto pescano, in modo da dare l'opportunità agli istituti di ricerca di analizzare e elaborare tutti i dati per fornire lo sporto di pesca e i dati di produzione di sbarcato. Allora, in questo caso per le lumachine siamo riusciti a fare una proposta a livello di distretto di pesca nord Adriatico. Proposta unica che vale per tutti, dal Friuli Venezia Giulia all'Emilia Romagna. Abbiamo uniformato il quantitativo massimo pescabile in 150 kg a persona, più altri 150 kg per ogni persona aggiunta imbarcata, fino a un massimo di 600 kg. E significativo, abbiamo tolto il fermo tecnico del fine settimana, sabato, domenica e festivi, perché ci sembrava una cosa controproducente per i pescatori e si poteva tranquillamente eliminare. Stessa cosa per le canocchie. Abbiamo raggiunto un accordo a livello di pesca di distretto nord Adriatico, in cui è stato messo un numero di attrezzi massimo di 1.000 trappole per un operatore, con più altre 200 trappole con altri imbarcati a bordo. Anche qui non c'è un fermo pesca previsto, perché abbiamo studiato un attimo la risorsa, non è periodicamente ben stabilizzata, ma può essere soggetta a variazioni periodiche, quindi rischiavamo di mettere il fermo tecnico in un periodo commercialmente propizio oppure inadatto, quindi rinviamo la proposta di fermo tecnico definitivo a studi successivi. Mentre per quanto riguarda i tramagli e reti da imbrocco, abbiamo fatto nostra la proposta del regolamento del Mediterraneo, il 1967 del 2006, quella abbiamo dovuto adottare.
Con questo è tutto, sono riuscito a sintetizzare, spero chiaramente, e vi ringrazio per l'attenzione. Sì. Michele Boscolo Marchi con Raul Lazzarini? Sì, è sempre lei. Se riuscisse a fare uno sforzo di sintesi dopo sarebbe bello. Buongiorno a tutti, faccio io l'introduzione per dare respiro al collega Raul dell'Istituto di Ricerca. Allora, sono Boscolo Marchi Michele, rappresento il Cogevo di Chioggia e rappresento 76 imprese di pesca di draga idraulica. È un settore molto importante per la nostra località e lavoro in stretta collaborazione con il compartimento di Venezia, unico nel suo genere in cui facciamo la pesca in maniera alternata, perché come c'è stata data la gestione della risorsa, ogni compartimento deve pescare nel suo compartimento di appartenenza. Unica importante regione Veneto, quindi quando ci parla di Chioggia e di Venezia si parla a livello Veneto. In totale siamo 163 imprese che sono divise in due settori importanti, la pesca dei fasolari e la pesca delle vongole di mare. Facciamo gestione, come ho detto prima, e ci avviciniamo più a una pesca, diciamo, gestita, a una pesca più di acquacoltura, perché nei periodi di fermi biologici non rimaniamo a casa con le nostre imbarcazioni, ma facciamo attività di spostamento di prodotto novellame dove abbiamo delle zone vocate e le portiamo dove diciamo sono zone sfruttate. E in questi anni diciamo, abbiamo avuto diverse problematiche legate appunto alla natura stessa, perché la pesca delle vongole, così come viene effettuata e seguita soprattutto dall'Istituto di Ricerca, diventa una pesca in maniera alternata, diventa un elettrocardiogramma, dovuto appunto a calamità importanti che in questi anni hanno portato anche a morie importanti. Ne cito una per tutti: quando c'è stato il Vaia in montagna è stata vista insomma, gli alberi caduti, ma quello che poi è arrivato in mare, detriti, limo e quant'altro, nessuno l'ha visto, però alla fine ci ha portato una moria. Noi non stiamo fermi, ci rimbocchiamo le maniche e facciamo attività di ossigenazione, attività di ripopolamento. Questo ci garantisce, diciamo, reddito, ma soprattutto quello che puntiamo come consorzio è la sostenibilità. Questo è importante. Sono anche il presidente e il coordinatore dei Cogevi nazionali, in cui c'è sempre stata una collaborazione massima per quello che diciamo è il fermo biologico, quindi ci diamo un accordo in cui chi deve fermare e chi deve pescare, perché questo non vada a intasare quello che è il mercato stesso, per dare il valore aggiunto a quello che è il nostro prodotto. Non ci fermiamo qua, bensì stiamo cercando di fare una rete di impresa tra consorzi, appunto per gestire anche i quantitativi pescati giornalmente attraverso le nostre imprese di pesca, e questo serve per dare ancora in più un valore aggiunto. Questa è una cosa importantissima che è unica nel suo genere, quindi come ho detto creo rapporti diciamo, di lavoro, creo rapporti di amicizia e quant'altro. Quello che auspico per quanto riguarda il futuro per questo settore importante della pesca è che venga riproposta la taglia minima, perché senza la taglia minima il nostro settore può venire a meno. Ieri ho avuto la fortuna con la mia imbarcazione di avere presente il Ministero, di avere presente anche una delegazione della pesca europea, in cui ho mostrato con le mie mani, con la mia imbarcazione, l'attività stessa. Ho mostrato che la nostra attività è poco impattante, è molto selettiva e quindi si svolge al meglio in modo responsabile. Questo è il mio obiettivo che ho fatto ieri. Seconda cosa che cerco di portare all'attenzione, perché spesso e volentieri, così come nel passato, ci vengono calate dalle alte regole per noi impattanti ma poco efficaci, quello che sto cercando di fare è di aumentare quelli che sono gli incontri fatti da
pescatori, quindi portando la nostra esperienza, istituti di ricerca che portano l'attenzione per i dati e quant'altro per fare i piani di gestione, ma soprattutto la politica italiana, ma anche la politica europea. Ecco, questo è un tavolo importante dove che mettiamo sopra il tavolo appunto l'esperienza da decenni da parte del mondo della pesca, assieme a quello che può essere la ricerca, e successivamente la politica poi fa la sua politica per una strategia corretta. Questo è il mio auspicio e spero che questo vada in porto. Ecco, intanto grazie e do la parola al mio collega Raul. Grazie Michele. E qui, come da te hai detto e accennato anche prima nell'intervento di Marco Spinadin, partiamo da un contesto che è strutturato dal punto di vista gestionale da oltre 25 anni e gestite i vari molluschi bivalvi, come avete detto, e anche alcune specie extra come i bibi e i mulici da poco più di un anno, scusate. E questo ci ha aiutato da una parte a fare delle proposte gestionali innovative, ma anche ci ha messo un po' in difficoltà perché trovare dei miglioramenti è stato un po' difficile, anche perché siete, come Cogevo, siete normati dal piano di gestione nazionale delle vongole, delle draghe idrauliche e dal piano dei rigetti. Quindi l'obiettivo principale è stato di cercare delle proposte che personalizzi la pesca con draghe idrauliche nel contesto alto adriatico. E alcuni dati della flotta: nel distretto di pesca nord adriatico le draghe idrauliche rappresentano il 36,5% delle draghe idrauliche nazionali e il 22,5% dei battelli dell'intero distretto di pesca nord adriatico. Come ha detto il dottor Vendramini in precedenza, siete riusciti a mantenere le imprese nel tempo, un saldo negativo in ambito nord adriatico dello 0,8% rispetto a un saldo negativo della flotta nazionale peschereccia del 34,2%, dato che deve far riflettere. Le produzioni, come hai detto te, sono fluttuanti, avete anni buoni e anni meno buoni anche per interferenze esterne di carattere naturale, vaia, acqua granda o altri elementi che introducono morie. Mentre per quanto riguarda i fasolari, la vostra raccolta rappresenta il 100% della produzione nazionale ed è un dato molto significativo. Allora, le proposte per personalizzare la pesca delle draghe idrauliche nel contesto nord adriatico riguarda la prosecuzione di una sperimentazione per la raccolta di Camelea gallina entro le 0,3 miglia nautiche, un elemento che è già stato introdotto anni fa con risultati anche positivi, ma che deve essere migliorato e abbiamo introdotto delle misure per cercare di migliorarlo. L'estensione della metodologia del protocollo operativo di riattivazione produttiva in caso di interventi infrastrutturali che interferiscano con la risorsa molluschi bivalvi. La stabilizzazione della deroga al prelievo massimo di fasolari Callistacchione per la mensilità di dicembre, in quanto ogni anno i Cogevo Nord Adriatici insieme a OP Fasolari richiede questa deroga al Ministero e in questo contesto noi vogliamo stabilizzarla dando ovviamente la possibilità all'istituto di ricerca che segue i consorzi di gestione di intervenire in caso ci siano elementi ostativi. Proposte gestionali nella prospettiva, speriamo, di una ripresa della pesca di canolicchi, purtroppo una risorsa che in Veneto non viene più pescata dal 2012 e in Friuli Venezia Giulia dal 2018. Una creazione della gestione permanente in esclusiva del segmento di pesca dei bibi con validità di 12 mesi, con individuate un numero contingentato di imprese, e lo stesso una creazione della gestione permanente del segmento di pesca dei mulici, Murex brandaris. E in ultima istanza, questa riguarda un po' più da vicino le imprese draghe idrauliche dell'Emilia Romagna, la gestione permanente del segmento di pesca della scafa arca, una specie alloctona che si sta
stabilizzando negli areali vicino alla costa dell'Emilia Romagna. Bene, per quanto riguarda, vado veloce, per quanto riguarda gli ambiti di pesca entro 0,3 miglia, periodo di pesca 6 mesi, numero di imbarcazioni contingentate che devono essere autorizzate entro il 31 di novembre, quota giornaliera massima 300 kg, ovviamente nel rispetto della taglia minima, che speriamo continui ad essere 22 mm, dichiarazione statistica e monitoraggio. Protocollo di riattivazione produttiva che prevede un'attività di monitoraggio ante opera rispetto a un piano o un programma operativo di intervento, a seguito un programma operativo di dettaglio per lo svolgimento delle attività di riattivazione, raccolta e spostamento dei molluschi bivalvi interessati, riattivazione biologica dell'area a termine dell'intervento infrastrutturale, attività di monitoraggio e documentazione finale. La stabilizzazione della deroga al prelievo di fasolari nel mese di dicembre rimane la quota massima di 6.000 kg, in cui le draghe idrauliche, ovviamente con il supporto dei consorzi di gestione con OP fasolari, devono far rispettare in una quota massima di prelievo giorno di 1.500 kg. Le proposte gestionali nella ripresa della pesca dei canolicchi sono simili a quanto visto prima con le 0,3 miglia con imbarcazioni contingentate, con quantitativi ridotti e con areali ben definiti e sempre nel periodo invernale. In questa foto ho voluto focalizzare il fatto che i consorzi di gestione del Veneto non sono rimasti immobili, ma hanno tentato un progetto di riattivazione della risorsa che purtroppo non è andato a buon fine a causa dell'intervento dell'alluvione culminato con l'acqua granda. Queste sono misure appena elencate dei canolicchi. La stabilizzazione della pesca dei bibi, sempre con un numero di autorizzazioni contingentate che può essere 6 imbarcazioni a Monfalcone, 10 imbarcazioni a Venezia, 10 a Chioggia, numeri che possono essere rivisti annualmente in base a monitoraggi e supporto scientifico e decisioni gestionali dei consorzi. La durata dell'autorizzazione è 12 mesi, possibilità di pesca di 5 giorni a settimana, sempre gestite dai consorzi, con 100 kg giorno come massimo, e fermo pesca di 2 mensilità come è l'obbligo per la pesca con draghe idrauliche. Mentre per la pesca dei murici, vista la notevole variabilità della biomassa della risorsa murici presenti, abbiamo pensato di introdurre intanto un'autorizzazione su base mensile che può essere poi prolungata o meno in base alla disponibilità di prodotto in mare. Ci sembrava troppo restrittivo legare un'impresa di pesca per 12 mesi ad una risorsa non ancora ben stabilizzata qui e con una biomassa molto variabile. E lo stesso riguarda per il segmento della pesca della scafarca negli ambiti emiliani. Sappiamo che è una specie alloctona, quindi se la leviamo dal mare è meglio, cerchiamo di preservare le specie nostrane e autoctone. Questo è tutto, vi ringrazio, buona giornata. Tocca ad Antonio Gottardo, flag veneziano. Con malcelata amarezza per l'assenza del governo italiano rispetto alla presentazione dei lavori fatti, mi avvio a presentare l'ultimo lavoro di questo gruppo di lavoro che ha lavorato oltre i 4 giorni. C'è gente che ha lavorato. Parliamo della pianificazione dello spazio marittimo, della gestione della pianificazione dello spazio marittimo, parliamo dell'individuazione di aree ASA seguendo alcune direttrici della FAO e alcune raccomandazioni della CGPM, in un'ottica di pianificazione dello spazio marittimo, superando le interferenze tra i mestieri di pesca, seguendo le indicazioni dell'Unione Europea, seguendo le indicazioni del Ministero delle Risorse Agricole e Comunitarie, e nel Veneto i due GAC, Gruppo di Azione Costiera di Chioggia e Gruppo di Costiero di Venezia che io presiedo, hanno finanziato gli studi per la presentazione e l'individuazione col metodo bottom-up delle aree ASA, cioè aree evocate all'acquacoltura, sempre in quell'ottica di gestione e di autogestione della pianificazione e all'interno della logica della pianificazione dello spazio marittimo. Mi fermo qui,
Ringrazio il presidente del GAC di Chioggia, Marco Spinadin, e lascio la parola al dottor Galvan per la presentazione di questo progetto. Direi, Thomas, di saltare le slide, quelle con tutte interferenze, cos'è, e facciamo subito la cartografia, perché dobbiamo far tutto in 6 minuti. Grazie. Buongiorno a tutti, cerco di correre anche in questo caso dandovi le informazioni salienti. Mi preme solo definire una cosa significa AZA per FAO. Sono aree in cui l'acquacoltura ha la priorità. Su queste parole si fonda tutto, cioè non sono aree già date in concessione, ma sono aree in cui l'acquacoltura ha la priorità, quindi le altre attività, finché non vengono date le concessioni, sono autorizzate come lo sono adesso. Vado direttamente per fare le AZA, per definire queste, abbiamo seguito le linee guida che ci ha dato ISPRA, quindi abbiamo seguito le 4 fasi che erano suggerite da ISPRA nella guida tecnica, quindi un'analisi iniziale, un processo di consultazione, una zonazione e alla fine si dovrebbe concludere con l'istituzione e la pubblicazione di queste aree. In questo schema vedete riportate le varie fasi a seconda della tipologia di analisi che è stata fatta. La fase 2 e la fase 3 sono state un continuo feedback tra le due, in quanto costante è stato il riferimento, il coinvolgimento e la collaborazione con gli operatori che in questo momento operano in mare all'acquacoltura. Queste sono attualmente le concessioni degli spazi che vi sono nella Regione Veneto. Quindi abbiamo, per quanto riguarda il compartimento di Venezia, abbiamo un complessivo di 19 concessioni per circa 800 ettari e un valore medio per concessione di 40 ettari, e come vedete la maggior parte sono concentrati in un unico polo che è antistante l'isola di Pellestrina. Per quanto riguarda invece il compartimento marittimo di Chioggia, abbiamo un complessivo di 2500 ettari, sempre divise su 19 concessioni, quindi abbiamo una concessione media di circa 130 ettari. Come vedete in quest'area, in questa immagine, abbiamo sostanzialmente 2 poli, uno localizzato nella parte alta della bocca centrale del Po e uno localizzato in prossimità della sacca degli Scardovari. Quello che vi ho fatto vedere prima è questo. Abbiamo dovuto analizzare anche specialmente tutti i traffici marittimi che possono essere interessati. Nel dettaglio vedete come il sistema pesca e anche quello dei traffici marittimi si adatta agli ostacoli che incontra e, come vedete, li evita, quindi vi passa oltre, quindi sono già digerite come spazi da non attraversare. Abbiamo analizzato ovviamente in vincoli fisici, indagini ambientali. Dove non avevamo la possibilità di georiferire le informazioni, siamo andati ad analizzare le informazioni su spazi più ampi, come potrebbe essere la velocità della superficie, i moti ondosi o i campionamenti che fanno le varie ARPA a livello regionale. Abbiamo seguito nelle linee guida, ISPRA dava anche dei valori di idoneità o criticità o incompatibilità rispetto a piscicoltura e molluschicoltura. Quindi, fatto sintesi di tutte queste informazioni, siamo andati a definire le AZA. Questo è un dettaglio per farvi capire come sono state definite. Sono state definite fatti salvi tutti gli altri vincoli ambientali. Siamo andati a vedere i vincoli, quelli fisici, in questo caso i traffici marittimi davanti all'isola di Pellestrina, e vedete come abbiamo, di concerto anche con la Capitaneria di Porto, definito le AZA all'interno delle concessioni già in essere. Questa è stata una scelta anche che ci è stata suggerita anche dagli operatori, in quanto attualmente non vi è la volontà di un'espansione del settore della molluschicoltura in questo caso, in quanto è l'unica acquacoltura attualmente in voga nelle regioni del nord Adriatico, e quindi abbiamo cercato di mantenere lo status quo andando a definire le macro aree in cui operano. Questo è un esempio delle aree che sono sotto al delta, quindi abbiamo dato la possibilità di un ampliamento, ma all'interno sempre di quelle caratteristiche che già ci sono. Le 4 zone individuate a nord per il compartimento marittimo di Venezia, quindi sono complessivamente 3.500 ettari,
di cui più del 50% è l'unica area antistante pelestrina. Per quanto riguarda il compartimento marittimo di Venezia abbiamo quasi 7.100 ettari in maniera quasi ubiquitaria divisi tra il nord e il sud della bocca centrale del Po. Vi faccio solo questo, che sarebbe un upgrade che ci piacerebbe portare avanti come sviluppo. È un'area antistante la foce del Piave, dove abbiamo l'unica zona che potrebbe essere interessata da una produzione di piscicoltura sperimentale, perché la zona dove ho evidenziato in verdolino, quella è un'area a battimetrie superiori ai 20 metri dove nuove tecnologie, già ISPRA dice che in maniera critica ma potrebbe essere, e le nuove tecnologie riferite alle gabbie galleggianti e ai biodigestori potrebbero consentire lo sviluppo di piscicoltura anche nell'area nord adriatica. Le AZA sono un punto di arrivo ma un punto di partenza, perché dovremmo imparare, secondo le indicazioni anche che dà la GGPM, ad analizzare l'impatto che queste strutture, specialmente se andremo a sviluppare la piscicoltura, hanno non solo all'interno del proprio alveo di competenza della zona di concessione, ma anche all'esterno, in quanto specialmente con la piscicoltura avremo un'introduzione di materiale organico e anche una produzione di materiale organico che dovrebbe andare poi degradato e rientrare nel ciclo ambientale. Ho chiuso, mi sembra di essere stato veloce, vi ringrazio. Grazie Thomas. Grazie. Abbiamo ancora un minuto, volevo semplicemente dire che questo è un contributo che la Regione Veneto dà al sistema del distretto ittico Alto Adriatico. L'auspicio è che anche gli amici emiliani e gli amici friulani possano sviluppare questo tipo di progettualità, e l'altro auspicio è che questo diventi a breve anche una deliberazione da parte della Giunta regionale del Veneto, che quindi diventi uno strumento applicabile. Grazie. Paolo Tiozzo, Alleanza delle Cooperative Italiane. Allora, spetta a me aprire questa nuova sessione di lavori. In realtà in questi oramai 4 giorni abbiamo già affrontato le difficoltà, i problemi e quelle che potrebbero in questa giornata essere anche le soluzioni. Direi che è inutile ripeterci in quello. Invece pensavo stamane, anch'io venendo su, siamo venuti da Chioggia in barca, che cosa poteva essere una sintesi veloce per una giornata, per 4 giorni, una giornata come questa. E l'appello lo sento di farlo al mondo della pesca, il quale io rappresento, più che il mondo delle istituzioni che già fanno in alcuni casi bene, in altri casi male il loro lavoro. E mi sono posto e mi faccio una domanda da solo: come vorrei la pesca, la gestione della pesca del futuro? Io direi così, cioè è questo il metodo per cui la pesca deve entrare pienamente in gioco su quello che è la gestione della risorsa. Il rischio vero è che altrimenti l'ambiente, che oramai tutti noi abbiamo imparato a capire, a preservare e a dover appunto preservare per il nostro futuro, non è messo in discussione, non è possibile tornare indietro. E perciò l'appello va fatto ai pescatori, al mondo della pesca, alla cooperazione di questo territorio che io conosco molto bene, visto che poi ne sono presidente di consorzi, di cooperative da sempre. È un modello che noi dobbiamo far diventare nazionale. Mi dispiace che la dottoressa Sciallì non sia in sala, impegnata in altri lavori, avremo modo di farglielo capire. Il metodo è la cooperazione, il pescatore, le imprese, a stretto contatto con la scienza, con il governo e con la commissione, perché altrimenti il rischio vero è che noi veniamo spazzati via, cioè non abbiamo non abbiamo chance, non siamo attori per cui mettiamo in gioco la salvaguardia dell'ambiente. L'ambiente oramai è sdoganato, andrà preservato sempre più. E perciò, che dire, ai presidenti delle cooperative che abbiamo avuto modo di incontrare anche ieri, abbiamo detto anche ieri, fate una riflessione, gli scioperi servono fin tanto servono, forse per il momento, perché il politico di turno scorpori 10 milioni, 5 milioni, 20 milioni per farci star zitti e per farci star buoni.
assieme allo sciopero, che per carità è un diritto fare quando si sente parte lesa, però poi la sperimentazione è questa, il sistema di lavorare è questo. Io ringrazio l'assessore per averci anche in queste giornate ascoltato, aver creato dei piani di gestione che troppe volte ho sentito dire non presentiamo nulla, dovremmo essere propositivi. In questa occasione lo siamo. Possono essere dei piani che andranno rivisti, andranno migliorati, potrebbero essere o meno ridiscussi. Perciò, oltre che augurare a tutti noi un buon lavoro, lo ripeto ancora, è un treno che passa, è una locomotiva, il distretto Alto Adriatico è il progetto. Deve essere quel progetto che innesca un circuito virtuoso per le altre aree d'Italia, per cui partendo da aree omogenee, partendo da sistemi di pesca omogenei, partendo da persone capaci, intelligenti, che guardano al proprio futuro, dobbiamo essere in grado anche di sviluppare i nostri piani di gestione, che devono giocoforza guardare, perché è giusto così, alla salvaguardia della risorsa e dell'ambiente. Perciò alcune categorie l'hanno già fatto, altre lo stanno facendo. Mi dispiace che non sia presente il governo, lo faremo presente perché abbiamo bisogno di tutti gli attori. Il governo deve farsi parte in causa, cioè deve portare a quella che poi diventa la Commissione europea questo come un modello di gestione, una locomotiva che faccia partire una nuova stagione nell'Adriatico, in tutte le coste nazionali, ma potrebbe diventare una buona prassi anche per il Mediterraneo. Abbiamo avuto modo di incontrare, di avere la presenza della dottoressa Charline, direttrice della Commissione. Mi auguro che che abbia avuto il piacere di conoscere il nostro territorio e auguriamoci tutti di essere riusciti a farli innamorare di questo territorio, della nostra nazione, perché soltanto quando si parla con il cuore, quando si è innamorati di una zona, si cerca di difenderla sempre fino in fondo. Un'ultima cosa, non siamo disposti a perdere un solo posto di lavoro, una sola impresa, perciò i modelli di gestione devono essere quelli che guardano alla salvaguardia del lavoro. Grazie. Grazie Paolo, che è stato dentro i 5 minuti. Patrizio Giorni, segretario nazionale del FECISL. I sindacalisti hanno tante qualità, la dote di sintesi non è proprio tra le qualità proprie del sindacalista, dunque 5 minuti mi risulteranno stretti, però insomma l'obiettivo, l'intento è comunque di rimanere nel tempo che mi è stato assegnato. Intanto intervengo oggi per la prima volta rispetto ai lavori degli stati generali. Era presente per l'organizzazione per la FAI il collega di Venezia e mi ha raccontato, relazionato in merito anche ai lavori, ai contenuti dei lavori, che sono stati contenuti importanti di approfondimento e di analisi. Io trovo sia stato molto opportuno il fatto che all'interno di questi 4 giorni tra i molti e tanti temi che sono stati toccati sia stato toccato il tema anche del lavoro. Ricordo solo adesso l'ultimo intervento, di quelle che sono le dinamiche occupazionali, le dinamiche che riguardano i nostri lavoratori, nostre lavoratrici, anche per una componente femminile nel nostro settore, una componente importante. Dunque credo che questo sia stato un momento anche opportuno. Stiamo vivendo come parti sociali, come organizzazioni sindacali, un momento straordinario perché ancora purtroppo non abbiamo superato quella che è la fase pandemica, di crisi. Vi è anche una guerra in atto, un'invasione della Russia ai danni dell'Ucraina che sta indubbiamente condizionando anche oltre alle questioni di carattere umanitario, anche le questioni di carattere economico. Alludo anche al caro gasolio che sta comprimendo quelle che sono le possibilità, gli spazi economici, commerciali delle nostre attività. Noi crediamo che rispetto a una situazione emergenziale vadano date delle risposte, delle riforme di carattere emergenziale, ma dobbiamo avere un'ottica anche di medio-lungo termine, un'ottica anche strutturale. Noi come FAI, insieme anche ai colleghi delle altre organizzazioni sindacali, di Flywheel, abbiamo nei giorni scorsi
presentato al Ministero, al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ma una serie di nostre questioni, di nostri punti, di nostri argomenti sulle quali chiediamo un dibattito e un confronto sullo stesso, che hanno un carattere sia di corto e sia di lungo respiro. Intanto sentivo parlare della necessità, io qui sono pienamente d'accordo, che i giovani si avvicinino al mondo della pesca. Benissimo, ma dobbiamo creare quel sistema di protezione sociale che il nostro settore, che la pesca oggi non ha, ed è l'unico settore in Italia che non ha un sistema strutturato di tutele sociali. Se ricordiamo dal 2008-2009 il caro gasolio e poi tutte le crisi e le problematiche che sono seguiti, noi abbiamo sempre dato protezione di carattere sociale mediante interventi spot e ricorso alla cassa integrazione in deroga. È il momento, secondo noi, di dotare, e qui per noi è una questione forte politica di principio, il settore di una cassa integrazione stabile, di un ammortizzatore sociale stabile che sia in grado di tutelare i redditi dei lavoratori imbarcati anche quando questi sono fermi, non possono lavorare per le condizioni meteo, per le condizioni di mercato, per i fermi obbligatori e non obbligatori. E su questo noi poniamo una questione forte. La legge di bilancio ci ha dato lo strumento, purtroppo è una scatola vuota dove le imprese pagano l'aliquota, le imposte per questo strumento, ma di fatto i lavoratori dal 1° di gennaio a oggi non possono assolutamente utilizzare e usufruire di questo tipo di strumento. È una situazione paradossale. Anche le dinamiche reddituali dei nostri lavoratori e delle nostre lavoratrici in questa fase stanno vivendo un momento molto, molto difficile. Io ricordo che questo settore ha una caratteristica: le retribuzioni dei lavoratori sono retribuzioni calcolate con il metodo alla parte, vi è una forma di compartecipazione sia dell'armatore sia dei dipendenti ai risultati di impresa, e il caro gasolio, andando a aumentare i costi dell'impresa, non solo crea un pregiudizio per l'armatore, ma anche per i lavoratori dipendenti, anche per il personale imbarcato. Noi come organizzazione sindacale non siamo affezionati ai bonus, però nel frattempo non possiamo nemmeno ritenere che non si possa dare a questi lavoratori un sostegno e un intervento di carattere economico. Vogliamo avvicinare i giovani al settore? Benissimo, ricordiamoci che il lavoratore imbarcato per i periodi di fermo obbligatorio e non obbligatorio percepisce la relativa indennità un anno dopo, nel mese di ottobre dell'anno successivo, e percepisce 30 euro lordi per ogni giorno di fermo, 27 in caso di fermi non obbligatorio. Dunque anche qui vi è tanto da fare. Vi è la questione della sicurezza dell'applicazione del decreto 81. Sono passati 14 anni dall'emanazione del decreto e ancora mancano i decreti d'attuazione rispetto a questo tipo di problematica. Non vi è una regolamentazione atta a creare o comunque a normare l'utilizzo dei dispositivi di protezione in mare, e purtroppo le notizie che leggiamo nelle cronache di infortuni, spesso con risultati tragici, sono purtroppo situazioni ricorrenti. Il lavoro del pescatore non è a oggi riconosciuto lavoro usurante, con tutto il rispetto per le maestre d'asilo, che è sicuramente un lavoro impegnativo, stressante, ma trovo difficile concepire che l'insegnante d'asilo venga riconosciuta questo tipo di mansione di qualifica come lavoro usurante, e il lavoro del pescatore svolto in spazi stretti, svolto spesso nelle ore notturne, svolto attraverso uno sforzo fisico molto, molto importante, e questo non venga riconosciuto. Io ho pochi minuti, sono arrivato alle conclusioni. Un'altra questione è la questione dell'acquacultura. L'acquacultura, sia le campagne anche coinvolgano i giovani e la scuola. A mio avviso occorrerebbe anche un ulteriore sforzo, una campagna di informazione volta a rassicurare il consumatore rispetto alla qualità e alla salubrità e alla sicurezza dei prodotti dell'acquacultura. L'acquacultura non è antagonista alla pesca, ma è complementare alla stessa, e credo che attraverso un'apposita campagna di informazione possa essere valorizzata e possa rappresentare un futuro per i giovani
che possa andare a braccetto e tranquillamente di pari passo con quello che è il mondo della pesca. Io vi ringrazio per lo spazio, credo che momenti di confronto, di riflessione dove vedono impegnate sia le parti sociali sia anche le istituzioni politiche possa essere un confronto utile anche soprattutto in un momento molto particolare, molto critico come quello attuale. Io dunque vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Grazie Giorgi anche per la comprensione. Antonio Pucillo, Capo Dipartimento Nazionale Pesca, FLAI CGIL. Buongiorno a tutte e tutti, in realtà non sono Antonio Pucillo, sono Marco Rinaldi della FLAI CGIL Emilia Romagna e stamattina ho dovuto sostituirlo perché lui a casa, costretto da una quarantena come frequente in questi giorni, e vi porto i suoi saluti e le sue scuse per non essere stato qui presente. Provo a nome della FLAI CGIL, del sindacato, uno dei 3 sindacati che rappresentano i lavoratori dell'agroindustria e quindi anche della pesca, di partire in una mia considerazione praticamente da una ricerca, un'analisi che è stata fatta sulla base di dati del STECF, quindi del Comitato Scientifico, quindi dati ufficiali del settore della pesca nell'ambito dei lavori che vengono fatti da parte dell'ETF in ambito di MEDAC, della Commissione Consultiva. Quello che si è tentato di fare è stato di approfondire quella che è un'analisi degli indicatori socio-economici della pesca nel Mediterraneo nell'arco degli anni che vanno dal 2008 al 2020. Parto da questi dati perché quello che ci danno è uno spaccato di un settore che ha perso, un po' è quello che abbiamo anche sentito dire, che sentiamo dire continuamente, in realtà in tutti i nostri convegni, compreso nell'analisi portata dal libro bianco di stamattina, un settore che in questi ultimi 12-13 anni, dal 2008 fino al 2020, ha perso imbarcazioni in tutta Europa. Circa un 20% di imbarcazioni sono diminuite, in Italia questo dato passa al 13%, ma si parla di numeri di 1700 imbarcazioni in meno sulle quali poter contare nella flotta italiana nell'arco di questi anni. Si tratta parallelamente di una diminuzione del personale imbarcato. In Europa abbiamo perso circa un 21% del personale imbarcato che lavora nel settore della pesca. Questo dato in Italia è comunque importante, siamo a un 18%, qua si parla di quasi 5.000 posti di lavoro in meno persi in questo lasso di tempo. In Italia abbiamo contribuito a quelle che erano le politiche, le indicazioni delle politiche comuni della pesca, riducendo lo sforzo di pesca, e anche questo qua, solamente in Italia possiamo dire che dal 2012 al 2019 le giornate di pesca sono diminuite del 22%. Quindi il contributo che il settore della pesca, che le imprese della pesca, i lavoratori della pesca hanno dato al perseguimento degli indicatori delle politiche europee per riequilibrare lo sforzo di pesca sicuramente è stato importante, ma nonostante si sia ridotto lo sforzo di pesca, quello che molti di voi anche stamattina hanno denunciato è che questo famoso equilibrio fra il fattore ambientale, l'occupazione e la redditività, la sostenibilità del settore non si è ancora raggiunto. La redditività di impresa, invece di con questo sforzo, con questo contributo, con questo sacrificio del settore della pesca, sarebbe dovuta crescere, invece sempre questi stessi dati di questa analisi socio-economica ci dicono che è diminuita del 19% la redditività di impresa. Ma come diceva l'amico collega della CIS poco fa, anche i lavoratori partecipano alla redditività di impresa attraverso le proprie retribuzioni, tant'è che gli stessi dati ci dicono che anche il costo del lavoro nello stesso arco di tempo è diminuito. Quando parlo di costo del lavoro parlo anche di retribuzione dei lavoratori che hanno un reddito da parte del lavoro della pesca, dicevo, è diminuito del 10%. E quindi, visto che tutti questi dati, questa triste, mi viene a dire, conclusione di quello che è stato praticamente lo sforzo fatto dal settore della pesca in questi anni, è avvenuto nell'ambito di 2/3 regolamenti europei che dovevano riuscire a ripristinare questo equilibrio, questa sostenibilità di settore. C'è stato il regolamento del 2006, poi il regolamento del 2013 in cui ci siamo ancora dentro, da poco nel 2019 è stato approvato il nuovo regolamento e quindi mi viene da dire che le politiche e gli investimenti che anche dal punto di vista europeo e del governo italiano sono stati dati al settore per perseguire queste politiche non hanno raggiunto l'obiettivo, diciamo, che si erano prefissati. Quindi mi viene da fare innanzitutto un plauso al convegno
di oggi, anzi queste 3-4 giornate diciamo che sono state dedicate negli Stati Generali della Pesca ad approfondire quali sono le problematiche del settore, ma soprattutto a cominciare ad avanzare una proposta alternativa rispetto a quello che fino in questi anni non si è riuscito a implementare, cioè l'attivazione e l'implementazione di piani di gestione locale. Piani di gestione locale della pesca, ne sentiamo parlare da più politiche della pesca, effettivamente un lavoro di elaborazione come quello che abbiamo appena sentito ancora non era stato messo in fila. È vero che tra quello che è uno studio, questo è uno studio importante perché parla di piani di gestione locali della pesca, ma fino adesso ci siamo cimentati un po' tutti, istituzioni, organizzazioni, associazioni, in vari studi, in varie teorie, che finalmente forse ora, anzi è giunto il tempo di rendere applicate al settore. E quindi una richiesta che mi viene da fare è sicuramente di dotarci degli strumenti perché questi studi siano applicati. Tutti quanti sappiamo che tra un piano di gestione teorizzato e proposto al settore della pesca e la pratica applicazione, la differenza è farlo diventare norma e farlo diventare cogente per quanto riguarda il settore. Quindi quello che chiediamo è di poter, così come si sta facendo mi pare oggi, così come si fa normalmente, noi sindacati siamo parte del comitato consultivo del distretto Alto Adriatico e vorremmo continuare a farne parte, per raccogliere anche la giustissima e condivisibile dichiarazione dell'Associazione delle Cooperative di Paolo Tiozzo di non perdere più, mi viene da dire, altri posti di lavoro, altre imbarcazioni, di aiutarci vicendevolmente a farla diventare veramente realtà e di tenerla monitorata. Quindi la proposta che lanciamo da questo tavolo è un po' quella di far funzionare sempre più assiduamente attraverso un monitoraggio costante di quelle che sono le politiche e le attività che vengono create per perseguire queste politiche, ma non di ritrovarci fra 7-8 anni a consuntiva anche del FEAMPA a doverci dire che non ci siamo riusciti un'altra volta. Questa volta sediamoci al tavolo, magari più spesso, creiamo una cabina di regia, chiamiamolo come vogliamo, un osservatorio che possa fare le dovute rettifiche a quelle che sono le politiche e le decisioni che assumiamo man mano per farlo diventare veramente realtà questo equilibrio dei fattori economici ma anche e soprattutto sociali. Non ha ragione di essere impresa, non ha ragione di essere reddito o sostenibilità ambientale se dietro non ci sono delle imprese, quindi gli imprenditori e i lavoratori che ci lavorano a bordo. Grazie. Grazie. Enrica Mammucari, segretario generale nazionale UILA Pesca UIL. Buongiorno a tutti. A me corre l'obbligo e non solo l'obbligo ma anche il piacere di essere qui a rappresentare la nostra organizzazione che congiuntamente ai colleghi che mi hanno preceduto ha il compito ovviamente e la missione che è quella di valorizzare la dimensione sociale della pesca. Non ho visto dietro il titolo del nostro intervento perché via via ci avevate chiesto di dare un titolo, io non lo vedo nello monitor ma lo voglio socializzare con voi ed era appunto alla ricerca della dimensione sociale della pesca, che sembrerebbe il titolo di un film dalla Indiana Jones alla ricerca di un tesoro perduto, e non è soltanto una provocazione ma è il titolo in realtà di una pubblicazione che qualche anno fa come UILA Pesca abbiamo fatto e che era stata il frutto di un'analisi proprio di quella che era la dimensione sociale. E sapete che cosa abbiamo imparato da questa analisi proprio dal punto di vista giuridico? Che nella vecchia PCP, così come nella nuova, la parola pescatore non compare mai. Allora è un caso? È una anacristoria il fatto di aver invertito l'ordine nella gerarchia delle priorità quando le decliniamo ambientale, economica e sociale? È un caso che oggi i nostri lavoratori che rappresentiamo vivano una disparità di trattamento? È un caso che se facessimo la fotografia dal punto di vista giuslavoristico anche nelle norme nazionali in tema di assistenza, previdenza, anche proprio in termini di strutturazione del rapporto di lavoro, vedremmo che c'è una disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri lavoratori. È una questione economica?
No, non è una questione economica. I pescatori in Italia, i lavoratori sono ridotti all'osso, sono poco più di 20.000, sono pochi quelli che potrebbero beneficiare dell'anticipazione pensionistica per il riconoscimento del lavoro usurante, sono pochi i milioni di euro che servono a consentirgli di poter garantire la sospensione dell'attività lavorativa nei momenti non imputabili alla volontà del datore di lavoro e dei lavoratori, sono poche le risorse che consentirebbero di adattare il testo unico sulla sicurezza a questo settore, sconfinando e sconfessando alcune contraddizioni insostenibili. Io vedo i pescatori di Chioggia, anni fa facemmo una sperimentazione sulla tutela della salute e sicurezza durante la navigazione, distribuendo dei giubbini autoreversibili che erano in grado di salvaguardare la loro vita se cadevano accidentalmente in mare, dei giubbini leggeri con questa camicetta che erano in grado di autogonfiarsi e di ribaltarsi e quindi di consentire la sopravvivenza in mare. Bene, non sono riconosciuti dispositivi di sicurezza ai fini della tutela della salute e quindi non sono riconosciuti nella nostra normativa, invece sono riconosciuti quei classici mammozzi arancioni che in uno spazio ridotto, pensiamo soprattutto alle piccole imbarcazioni, dovrebbero essere immediatamente indossati dinanzi a un'emergenza e che naturalmente rappresentano essi stessi un limite nell'agibilità invece durante lo svolgimento della propria attività lavorativa. Faccio questi esempi non per essere provocatoria e non perché voglio fare la lista delle doglianze, ma perché voglio raccogliere questo invito che è frutto anche di questo metodo di lavoro che da questo territorio, da questa regione, da questo distretto voi ci state lanciando. È vero, i lavoratori sono compartecipanti agli utili netti dell'impresa. Noi chiediamo insieme al sistema delle imprese che da compartecipanti diventiamo codecisori. È vero, non potremmo invertire la rotta, ma insieme potremmo anche provare ad invertire l'ordine della priorità che oggi deve essere messa al centro. Il Comitato Sociale ed Economico Europeo da tanti anni dice alla Commissione di dover fare un'analisi di impatto socio-economico vera prima di adottare dei regolamenti modificativi. Non abbiamo ancora, a mio avviso, una forte ricerca autorevole, libera, indipendente, in grado di governare a livello europeo quelle che sono le ragioni anche scientifiche, perché se vogliamo invitare i pescatori a sensibilizzarli a una modalità di lavoro diversa, dobbiamo essere credibili e per essere credibili dobbiamo testimoniare scientificamente che quelle antiche conoscenze di cui loro sono portatori non sono vere. Purtroppo proprio da Chioggia ci avete insegnato invece un metodo che invece, quando la ricerca scientifica è in grado di avvalorare quelle antiche conoscenze, siamo in grado di convincere, siamo in grado anche di modificare delle norme europee. Possiamo farla finita qui? No, non dobbiamo farla finita qui, non solo perché non dobbiamo perdere neanche un posto di lavoro, ma perché c'è, scusate che prendo un attimo, ma perché c'è un altro dato che voglio socializzare con voi per non aggiungermi alle cose che sono state già dette. E il dato è il valore del cibo. Il valore del cibo dopo una pandemia, dopo una guerra e con un'inflazione all'8%. Il valore del cibo è diventato strategico nell'economia mondiale a livello internazionale, come ben sapete. Il valore del cibo è diventato politica strategica sulla quale le grandi lobby e i grandi equilibri geopolitici mondiali si stanno giocando. Quindi il tema dell'autosufficienza alimentare, il tema della valorizzazione del nostro Made in Italy, il tema della multifunzionalità di cui alcuni settori del nostro Made in Italy, e io ci metto al centro la pesca, che è stata per troppi anni snobbata lungo la filiera agroalimentare. La pesca deve ritornare centrale come fonte di produzione di cibo di grande qualità, come valore socio-culturale, lo avete detto, lo avete ribadito, e soprattutto
soprattutto io non vorrei più che ci si inchinasse all'altare di un ambientalismo sfrenato, che è quello che qualche settimana fa ha fatto aprire in Danimarca una start-up israeliana sulla produzione di cibo sintetico, il più grande stabilimento di produzione di latte sintetico, perché non abbiamo più bisogno di uccidere gli animali. Allora, se dietro il mantra dell'ambientalismo sfrenato, del benessere animale, del fatto che comunque un equilibrio tra le attività antropiche e l'ambiente non si possa trovare se non uccidendo interi settori e intere produzioni, io credo che invece vorrei continuare a sognare di venire qui e non mangiare una pillola fra qualche anno perché qualcuno ci dice che il pesce deve essere messo al primo posto, che le risorse ambientali. Mi piacerebbe continuare a venire a mangiare le moeche, le sarde in saori e sentire quel profumo, quella storia, quella tradizione e quella fatica di questo antico mestiere, una fatica che va rivalorizzata, che va rimessa al centro della nostra azione politica, non per distruggere ma per costruire, per fare quello che stanno facendo tutti gli altri paesi al mondo intorno al cibo. Noi abbiamo tutto l'interesse come sistema paese a difendere le nostre produzioni e dentro quelle produzioni a far sì che quella narrazione assolutamente infame che ha fatto sì che i pescatori, anche con campagne diffamatorie scellerate, fossero addebitati come a loro fosse addebitato un conto salato, quando non si fanno analisi di impatto multifattoriali, ci sono gli sversamenti degli idrocarburi, c'è la pesca illegale, ci sono i cambiamenti climatici, ci sono anche i parchi offshore di cui tanto si parla qui nel nord Adriatico. Allora, quando si tratta di gestione degli spazi marittimi, così come di commercio a livello marittimo, prima di addebitare tutte le cause, io leggevo lì, l'89% del problema dei rifiuti in mare sono causati dalla pesca. Ho finito, sì. Davvero, sono addebitati alla pesca. Io credo che prima di dire soltanto questo bisognerebbe capire quanti altri fattori incidono invece nei nostri mari e che molto probabilmente ci consentirebbero di scoprire che i pescatori essi stessi nel 2012, 10 anni fa, facevano la raccolta delle plastiche in mare e dei rifiuti a Chioggia, lo facevano prima della DL Salvamare, lo facevano prima che ci fossero state tante attenzioni come ci sono oggi, e io credo che questa sensibilità possa essere un esempio invece per altre marinerie del nostro Paese. Grazie. Grazie. Dadis Paesanti, consigliere Flag Costa dell'Emilia Romagna. Velocemente, quella che è l'esperienza del FLAG, del nostro FLAG, Costa dell'Emilia Romagna, e della grande opportunità di questo strumento del FLAG, che al di là di lavorare quotidianamente le associazioni da anni per il nostro settore e per quelle che sono i diversi settori all'interno appunto della pesca, penso non tanto con i GAC, probabilmente solo adesso abbiamo capito l'opportunità e l'importanza del tavolo del FLAG. Perché? Per il nostro, poi ognuno ha la propria compagine. FLAG Costa dell'Emilia Romagna, che è l'unico FLAG in Italia che nei 140 km di costa abbiamo fatto in modo di non avere confini, li hanno i comuni i confini, ma essendo noi associazioni associando senza confini di fare un FLAG unico. Questo ci ha insegnato una grande opportunità, per questo è preso anche ad esempio il nostro FLAG, proprio perché nel direttivo è formato da associazioni e dai sindaci o loro rappresentanti, oltre all'Università di Ferrara, e questa è una grandissima opportunità. Allargo i confini e quello che ci ha resi orgogliosi e sono stati i progetti tra FLAG all'interno del distretto adriatico. Il Tartatur ne è un esempio, Tartatur 1, il Tartatur 2 che è stato premiato, il Tartatur 2 che sta iniziando, il progetto delle donne che avremo modo prossimi giorni con un appuntamento anche al Ministero. Il FLAG va oltre, e oltre al distretto alto adriatico, del grande e ambizioso progetto che abbiamo presentato, quello appunto del riconoscimento come patrimonio UNESCO della
dei nostri mestieri, della piccola pesca. Spero in questo, in quello che è la regia anche del Ministero con la rete FLAG, di farci incontrare sempre meno web, speriamo, tutti insieme per condividere problematiche che tutti abbiamo negli 8.000 chilometri di costa e di politiche comunitarie che invece la pesca cercano in tutti i modi oramai dall'inizio, probabilmente il countdown di 30 anni fa, che la pesca deve finire. Spero veramente che la politica che si è discusso in questi giorni, in questi 3 giorni degli Stati Generali della Pesca, davvero il legislatore italiano, il governo in primis, il sottosegretario, il governo italiano e i rappresentanti parlamentari che abbiamo a Bruxelles possano davvero questo settore non fare in modo che chiuda e i 22.000 circa addetti che abbiamo nei diversi mestieri siano, è vero che siamo in meno, però che siano trattati perlomeno da professionisti, da partite IVA e trattati perché la risorsa che noi portiamo sulle tavole è sicuramente l'1% della risorsa, lo ha accennato il dottor Vendramini stamattina, che i milioni di pesca sportivi invece portano sulle nostre tavole. Spero che il tema con tutto rispetto nel pesca sportivo c'è il papà col bimbo eccetera, ma non possiamo più, mi rivolgo alla politica, alle associazioni nazionali, non si può più far finta di nulla quando i pescatori sportivi, vedo davanti alla nostra laguna, oggi, venerdì, sabato e domenica soprattutto, le centinaia di imbarcazioni che ci sono, che non sono lì a prendere il sole, ma a portare a casa chilogrammi e quintali di pesce. Quelli non fanno parte, sicuramente non vengono conteggiati, al di là che è vero siano dello sforzo di pesca, ma dove noi dobbiamo dovremmo probabilmente demolire la flotta o comunque volontariamente smettere questo mestiere perché i giovani non intraprendono più questo mestiere, forse speriamo di poter fare, perlomeno per la passione che abbiamo, i pesca sportivi e continuare a pescare comunque. Grazie. Benissimo, grazie. L'ultimo intervento è per Antonio Salvador, presidente dell'Associazione Piscicoltori Italiani. Sono l'ultimo, arriva l'acquacultura. Che cos'è l'acquacultura? Tanto ringrazio l'assessore Cristiano e visto che parlate di pesca dalle 9:30 mi basta un'ora per parlare di acquacultura e la ringrazio del tempo che mi viene dato. Allora, siamo a Venezia, città conosciuta in tutto il mondo perché cresce nell'acqua e perché vive di acqua. E allora per noi non è una grandissima sorpresa perché è quello che facciamo tutti i giorni, noi siamo i contadini dell'acqua. Pochi conoscono il mondo delle lagune e sono contento che siano qua anche dei rappresentanti di Bruxelles, che sarebbero le wetland del nord-est dell'Italia, per i quali ho fatto molte battaglie a livello di Bruxelles. Io Bruxelles lo frequento molto e sono dissociato un pochettino da chi dice che Bruxelles vomita le cose e poi arrivano qua e noi le dobbiamo evitare. Noi dobbiamo contrastare queste cose che a Bruxelles ogni tanto si fanno presenziando Bruxelles ed essendo presenti a Bruxelles. Io ho sempre detto, Bruxelles fa un po' quello che noi vorremmo, tante volte però si allarga un po' troppo. Ultimamente non sono molto contento della DG Mare, anche se conosco e frequento da tantissimi anni, e poi dirò anche il perché. Dicevo che noi siamo i contadini dell'acqua e che da secoli qui, in questa zona, l'acquacultura si fa, ma non è soltanto un'attività lavorativa, ma l'acquacultura spesso è cultura, folklore, tradizione culinaria, socialità e storia. Qui non abbiamo imparato nessuno, le persone della Serenissima che erano sulle lagune, non hanno imparato da nessuno centinaia di anni fa, ma facevano un'acquacultura sostenibile. Ecco perché mi incavolo, non so se sanno tradurre la parola incavolarsi, dirò mi arrabbio sempre quando nelle riunioni, nei workshop
diciamo anche in questi momenti qua, in cui si cerca e si parla, ma a livello alto, io dico è un po' sofà aquaculture, si crede che l'unica acquacultura sostenibile è quella che se ne parla qua. Non è vero niente, e lo dico come allevatore. La mia famiglia è nell'allevamento delle trote da più di 60 anni. Mio zio è stato il precursore dell'acquacultura italiana. Io mi incavolo perché la vera acquacultura sostenibile, ascoltate bene, è un equilibrato mix tra l'alto e il basso, tra quello che si discute nelle sale, nei convegni come questi, ma anche con l'attività che tutti i giorni noi facciamo sul campo, i nostri lavoratori, le persone che sono impegnate sul campo, perché noi siamo bravissimi a dare delle linee guida, ma chi è che trasforma, che fa da trade union tra le idee e l'operatore? Se io vado dai miei operai che sono romeni, tunisini, eccetera, gli dico: tu stai facendo economy, green drill, fai tutte queste cose, mi dicono di andare in ospedale che sto male. Ma questo è il ruolo delle associazioni che voi ogni tanto trascurate, siete troppo propensi verso le OP, le organizzazioni produttori. Le organizzazioni produttori hanno una visione più commerciale, più business to business. Sono le associazioni che hanno il ruolo di trasformare le parole, i concetti che sono fatti nel sofà aquaculture, perché il mio operaio lo traduca, perché in questo momento il mio operaio sta dando da mangiare, in questo momento il mio operaio sta dando, come si dice, sta applicando quello che è il benessere nell'allevamento, e questo è importantissimo, sapere che ci sono queste due cose e una giusta come si dice, mix tra tradizione e innovazione, perché non si può buttare via tutta quella che è l'esperienza nostra, perché arriva dei nuovi Green Deal, Farm to Fork. No, queste cose devono essere fatte sulla tradizione, rispettando la tradizione ed educando la persona a fare questo. Informazioni al consumatore, l'abbiamo già detto prima, l'ha detto benissimo chi mi ha preceduto. È mai possibile che Bruxelles, io ho fatto una battaglia furente e ancora non ne vengo fuori, il caviale non ha nessuna etichettatura per il consumatore, perché viene dalla Convenzione di Washington, ha una strichetta per il CITES o CITES detta all'italiana, no? Ma non ha nessuna informazione al consumatore. Il caviale, di cui mi onoro di dire che l'Italia è la prima produttrice al mondo dopo la Cina, i dati della Cina sono sempre quelli, in questo territorio facciamo circa 20 tonnellate di caviale qui intorno. Il caviale non ha nessuno. Io l'ho presentato al DG Mare, ho detto facciamo qualcosa per dare una convenzione. Sapete, la scatoletta, se c'è CN vuol dire che viene dalla Cina, ma lo sappiamo qui, penso di non essere smentito, che parecchio caviale cinese viene mandato nei paesi europei, non in Italia perché ne produciamo più di 50 tonnellate, viene riconfezionato come prodotto europeo? Perché infatti non c'è nessuna etichettatura. L'ho detto alla DG Mare, cosa è stato? Io sono membro della AC, dell'Aquaculture Advisory Council, mi hanno mandato al MAC, ping pong. Al MAC chi è che vince? Importiamo il 75% di prodotto, lì la lobby dell'importatore mi ha fatto una guerra ferita. 4 anni non abbiamo etichettatura. Perché non c'è etichettatura nell'Oreca? Perché il consumatore non sa niente? È mai possibile che l'Europa, che è attentissima al consumatore, misura i preservativi, misura i zucchini, misura il pomodoro, non ha nessuna comunicazione al consumatore sull'Oreca? Questo è intollerabile. Ma io chiederei a voi, se voi andate al ristorante e mangiate un'orata pescata, perché qui tutti sparano pescata, che possibilità avete di mangiare un'orata in pescata in un ristorante italiano? 1,2%. Il resto è tutto falso. Perché? Giustamente non c'è nessuna etichettatura, non c'è niente che aiuti questo io lo ritengo scandaloso. Vabbè, andiamo avanti. C'è poi da dire riguardo a questa regione che l'acquacultura è un insieme di cose, l'ho detto prima. Questa regione, per esempio, ha il polo più importante di produzione di mangimi, di alimenti per acquacultura. In Italia è uno dei più importanti in Europa, con quasi 1 migliaio di persone
che ci lavora. Parlavo del caviale, 15 tonnellate di caviale, per quello che a me mi incavola quando si parla poco di acquacultura. Un'altra cosa, sempre alla DG Mare e a tutte le istituzioni qui, dalla DG Mare ma anche al Consiglio, al Parlamento, onorevole, eccetera, non consideriamo mai, prima è stata parlata di pesca in mare che uno va a pescare, ma non si parla mai dei laghetti, il punta and take, quanto è importante. Ma voi sapete quanti laghetti ci sono in Europa? How many punta and take we are in Europe? I don't know. Però io ho fatto una ricerca come associazione nel nord Italia, abbiamo 650 laghetti di pesca sportiva, di cui 200 nel Veneto. Un laghetto di pesca sportiva ci maneggia intorno a 3, 4, 5 persone e moltissime volte è l'unico punto di aggregazione sociale che abbiamo. Il politico dovrebbe sapere anche dal punto di vista di voti quanto conta il punto in take, ma invece non si ha. Perché non paragoniamo i laghetti di pesca sportiva alla piccola imbarcazione e diamo anche a questi un sostegno attraverso il FEAMP? Il FEAMP ha aiutato moltissimo, quello ultimo dà moltissima facilità di accesso al FEAMP. Abbiamo lavorato benissimo con la DG, col Ministero, col MIPAF, per vedere come aiutarci a superare le crisi che c'è, per esempio, devastante di cambiamenti climatici. Adesso abbiamo una siccità che è veramente spaventosa e siamo riusciti a fare questo. Vorremmo fare la stessa cosa con le regioni, perché sapete che l'acquacultura, a differenza della pesca, è in mano alle regioni completamente. Vorrei, e chiedo anche qui, che sarebbe giusto, e chiedo che fosse anche un suggerimento per la DG Mare verso un Paese membro, verso uno Stato membro, che quando si viene a discutere tra Stato e Regione sul FEAMP e sui fondi europei ci fosse la presenza anche delle associazioni di categoria, magari non con diritto di voto ma diritto di ascolto, sì, perché sono fondi che devono essere dati a noi e se non parlate con noi penso che abbia poco senso avere questo. Si è straparlato qui delle accise sul gasolio, però amici, fratelli, cugini, chiamatemi quello della pesca, noi non abbiamo nessun aiuto sull'acquacultura. Perché non ci aiutate a togliere le accise dall'energia elettrica, che equivale al gasolio per la pesca? Perché nel FEAMP non si può fare questo? Perché noi abbiamo un aumento del 30%. Gli alimenti, voi non avete il mangime, ma noi sì ce l'abbiamo l'alimento. E con la guerra in Ucraina abbiamo avuto spaventosi aumenti, il 30%. Questo. Noi non possiamo avere un fermo pesca, un stop dell'acquacultura non si ha, perché noi dobbiamo garantire sempre un minimo benessere del pesce. Voi pagate le barche, pagate gli operai, sono contentissimo, però il mare, Dio provvede a far crescere i pesci, da noi non possiamo fare questo. Un stop dell'acquacultura dovuto a situazioni di calamità o a situazioni tipo la guerra in Ucraina, penso vada inserito nel FEAMP come supporto nella 2.2, mi pare sia il punto che è importante per questo. Allora, le cose da dire sono queste. Finisco con una battuta. Il From Farm to Fork, che adesso viene ridotto al Farm to Fork. La bravura di Bruxelles è che lancia questi slogan stupendi e per 2 anni rimangono slogan e il terzo anno, quarto anno arrivano leggi. Allora, importiamo il 75%, produciamo il 25%. È giusto massacrare ancora il 25% con altre leggi e restrizioni che ci porterà a importare più del 75-80% dove nessuno fa niente per controllare. Il level playing field non è mai applicato. Allora io vi faccio una proposta, dopo la guerra in Ucraina e i cambiamenti climatici. Congeliamo il sì, lo so, finisco, ma ho permesso di parlare. Congeliamo il From Farm to Fork, lo congeliamo, tutte le leggi in itinere e nuove le congeliamo, facciamo una commissione al quale parteciperà volentierissimo la FEAP, la AC, quello che volete, anche le nostre associazioni, e andiamo a vedere insieme a voi tutti gli hazard
tutte le criticità che ci sono nelle leggi e che non aggiungono nessuna sicurezza alimentare, benessere del pesce, ma sono soltanto una spesa inutile dal punto di vista burocratico. Per cui congeliamo il From Farm to Fork, applichiamo maggiormente il level playing field e cerchiamo tutte le porcherie che bloccano l'acquacultura. Perché, credetemi, se fra 2 o 3 anni torniamo qua, e spero di trovare tutti voi in salute e più contenti ancora adesso che andremo a mangiare, ma continueremo a importare il 75%, abbiamo fallito. Non siamo stati in grado di capire dove erano i punti critici e di superarli. La collaborazione della mia associazione e di tutte le altre tipo ASC, o io sono anche vicepresidente europeo del Copa Cogeca, siamo tutti a disposizione per fare un elenco di tutte le leggi che sono un costo. Io ho visto, quando ancora la Maria Damanaki mi chiese: Pier, perché non fai un conteggio di quali sono gli impatti burocratici? Mi pare che eravamo arrivati già al 13% in più del necessario come impatto burocratico. Ho detto 3 anni per avere la licenza, ma è un disastro mantenere la difficoltà. E poi un altro suggerimento, dottoressa direttrice della DG Mare: è estremamente democratico fare i lanci pubblici per la raccolta di dati, eccetera, ma se dite che l'80% è piccola acquacultura, mi creda, i miei colleghi piccoli non hanno il tempo di stare giorni al computer per rispondere ai lanci che la Comunità Europea fa. Hanno il dovere e in questo momento l'estremo sacrificio di dedicarsi al lavoro. È l'associazione che tira questo, un po' più di attenzione alle associazioni, perché non potete dire noi abbiamo fatto il lancio pubblico, l'abbiamo fatto. Sì, ma chi risponde? Le NGOs, perché non fanno altro tutto il giorno. Non fanno altro tutto il giorno, hanno il tempo. L'80%, come dite voi, dei piccoli acquacultori europei non ha tanto tempo per seguire queste cose. Va rivista tutta la cosa, con estrema umiltà e serenità. Io non sono per accusare nessuno, a me piace individuare il peccato e sconfiggerlo, non mi interessa arrivare alla persona, mi interessa risolvere i problemi. E con questo auspicio vi auguro a tutti una buona giornata. Siamo alle conclusioni. Vorrei che Giampaolo Bonfiglio Medac, che la dottoressa Viceva e naturalmente l'assessore che è già qui mi raggiungessero al tavolo, dando subito la parola a Giampaolo Bonfiglio, poi la direttrice generale degli affari marittimi e pesca della Commissione europea e concluderà infine l'assessore Cristiano Corazzari. Ci siamo, sì? Ecco. Grazie, buongiorno a tutti. Come dice il nostro moderatore, vi potete tutti considerare salutati e ringraziati. Sapete che il MEDAC, il Consiglio Consultivo per il Mediterraneo, è un ente finanziato, un organismo finanziato dalla Commissione Europea che ha il compito di fornire alla Commissione stessa e agli Stati membri pareri, posizioni, indicazioni tecniche per la migliore attuazione della politica comune della pesca, e questo lo facciamo raccogliendo intorno ai nostri tavoli le principali associazioni di stakeholder degli 8 Stati membri dell'Unione Europea mediterranei, e lo facciamo sulla base di programmi concordati annualmente con la DG Mare o su stimoli, su richieste dirette strada facendo durante l'anno da parte della stessa Commissione Europea o da parte degli Stati membri riguardo a possibili proposte regionalizzate e quindi comuni tra più Stati membri. Bene, io ovviamente ho
letto le proposte che ci sono state presentate oggi. Non ho un parere su queste proposte, anche perché ci sono state presentate solo recentissimamente, ma credo che questo tipo di proposte, questo tipo di approccio sia un ottimo esempio delle proposte bottom-up, secondo un approccio bottom-up che ci viene dal territorio, in cui delle associazioni, delle istituzioni e degli istituti scientifici si sono messi intorno a un tavolo per poterci indicare dei sistemi di gestione per migliorare evidentemente la situazione del settore, e questo in un ambito come quello adriatico, dove insistono regolamenti europei rivenienti da raccomandazioni della Commissione Generale della Pesca del Mediterraneo della FAO. Ora, tutto questo, se verrà, come io spero, mi auguro, condiviso anche con i colleghi di Slovenia e Croazia, potrà facilmente rappresentare un insieme di proposte regionalizzate ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base 1380 del 2013, e quindi arrivare anche formalmente sul tavolo del MEDAC per sollecitare tutti gli stakeholder ad esprimere pareri e posizioni condivise attraverso un consenso da mandare alla Commissione e agli Stati membri. Sarebbe un lavoro molto utile e interessante. Questa è una prima storica, non ci sono altri esempi di proposte arrivate con questo tipo di lavoro, con questo tipo di approccio alla base, quindi sarebbe una prima storica. Il Veneto e l'Alto Adriatico avrebbero il merito di aver aperto un nuovo corso che oltretutto faciliterebbe molto il lavoro dei consigli consultivi, ma ritengo anche degli Stati membri, della stessa Commissione, nell'analizzare proposte che hanno una base scientifica, conoscitiva, di condivisione con gli stakeholder delle regioni interessate, e quindi avere già una solida base su cui esprimere poi le valutazioni da parte delle istituzioni ai vari livelli. Tutto questo è poi particolarmente importante in un momento come questo, perché siamo in una fase particolare della politica comune della pesca. A valle, voi sapete che a valle del Green Deal, della direttiva sulla biodiversità, della strategia Farm to Fork, della strategia marittima, la Commissione in materia di politica comune della pesca sta di fatto evolvendo la PCP dalla principale attenzione rivolta al raggiungimento di obiettivi come quello dell'MSY, della massima cattura sostenibile per tutti gli stock entro il 1 gennaio 2025, si stanno aggiungendo diversi altri obiettivi di natura ambientale. E qui vi dico subito che il vostro lavoro, le vostre ottime proposte, non sono un lavoro finito, dovranno continuare ad andare avanti su questi altri obiettivi. Noi notiamo che le vostre proposte sono intitolate per la gestione delle risorse alieutiche. Bene, questo titolo dovrà essere ampliato nel prossimo periodo, dovrete scrivere, dovrete occuparvi della gestione delle risorse alieutiche, ma anche della riduzione degli impatti delle attività di pesca, della riduzione dell'impronta del carbonio, del risparmio energetico e tutti gli altri titoli che ormai la PCP ci consegna e che saranno molto probabilmente espressi contenuti nel piano di azione di imminente pubblicazione. Ci diceva la direttrice Viceva in un incontro col MEDAC di un paio di giorni fa che questo nuovo piano di azione sarà divulgato dal commissario Sinkevičius nella prossima estate, e lì sicuramente troveremo tutti questi altri obiettivi, queste altre keywords, queste parole d'ordine di cui dovremo
occuparci con un rinnovato impegno. È evidente che l'estensione degli obiettivi della PCP ci chiama tutti a una riattivazione, a un'estensione della nostra attenzione a nuovi titoli per fare nuove incisive scelte su tutto, su modelli gestionali, su misure tecniche, che quando parliamo di riduzione di impatto, quando parliamo di riduzione dell'impronta del carbonio, quando parliamo di energia, vuol dire che parliamo dell'insieme dei modelli di gestione che noi stiamo praticando e quindi anche delle misure tecniche. Ci vuole quindi nuovo impegno e disponibilità ad affrontare, ad estendere la nostra capacità di risposta. E questa disponibilità c'è nelle proposte che ci sono state presentate, ci sono già notevoli sforzi, ci sono alcuni punti di forza, di pregio, sono proposte che entrano nel dettaglio, entrano nel merito anche dei rapporti fra pesca ricreativa e professionale, c'è una profonda analisi SWOT, si parla dello spatial planning su cui il MEDAC sta insistendo molto e su cui ci auguriamo che gli Stati membri finalmente si attivino. Io ricordo che tutti gli Stati membri dell'Unione Europea avrebbero dovuto entro marzo del 2021, quindi dell'anno scorso, presentare la loro pianificazione spaziale a Bruxelles. Bene, non l'hanno fatto. E noi ci auguriamo, auspichiamo che questa pianificazione spaziale, che è per noi fondamentale, su questa pianificazione la Commissione sia sempre più incisiva nel sollecitare l'attenzione e la rispondenza degli Stati membri alla direttiva che ho appena citato. C'è poi anche tutto un capitolo sulla pesca, sulla piccola pesca costiera e anche nei rapporti con la pesca ricreativa. Anche su questo il MEDAC è stato molto attivo, entrando anche nel merito delle specie condivise che sono evidentemente oggetto di competizione fra questi mestieri. Quello della piccola pesca è un qualche cosa su cui noi siamo molto attivi anche in collaborazione col CGPM della FAO. Abbiamo sottoscritto il protocollo dei Friends of Small Scale Fishery, abbiamo anche svolto un recentissimo seminario a Roma proponendo nuovi indicatori sull'applicazione delle misure di gestione su aspetti che riguardano una sovrapposizione di questi due mestieri. Insomma, tutto questo già dà un pregio, già dà un valore notevole alle proposte che oggi di cui oggi abbiamo sentito la presentazione. Noi crediamo che questa sia un'ottima base di partenza, ci auguriamo che tutto questo lavoro possa essere valorizzato ed avviato a un percorso di condivisione internazionale e quindi della valutazione dei diversi livelli, a cominciare da quelle del Ministero italiano a quello dell'Unione Europea, per poter essere oggetto di proposte regionalizzate, condivise anche con gli altri paesi dell'Adriatico e per poter aprire un nuovo corso su cui il MEDAC darà sicuramente il suo contributo come organismo consultivo. Grazie. Giardina Viceva, che è direttore generale della pesca dell'Unione Europea. Thank you very much. I'm sorry I'm not perfect with my Italian, but I'm extremely happy to address you today. It is my greatest pleasure to have had also a full day yesterday, and thank you very much, Paolo and Marco, and all of you that were there yesterday. You were asking whether I have fallen in love with this part of Italy. It is not possible not to fall in love with this part of Italy. So no, it was not only the beauty, the bellezza, that is absolutely astonishing, but also the warmness of the people, the welcome that you feel, the passion with which they take care of their profession. And I was extremely honored to have the possibility to exchange directly with the fishermen and listen to their questions, to their concerns, and sometimes hardships.
Scusatemi, il mio italiano non è così perfetto per poter fare il mio discorso in questa lingua e comunque volevo innanzitutto dire che è un onore per me essere qui presente con me oggi. Ho passato veramente dei bei giorni, grazie in particolare a Paolo, a Marco per la giornata di ieri. Mi sono letteralmente innamorata di questa parte dell'Italia, come è d'altronde inevitabile che accada. La bellezza di questa zona dell'Italia è veramente sconvolgente, ho ricevuto un'accoglienza davvero molto calda. Ho proprio potuto avvertire la passione dei professionisti che provano per questo tipo per questo settore. È stato un onore per me poter parlare con i pescatori durante la giornata di ieri e ascoltare le loro posizioni. And I have to say that the pandemics actually stopped us traveling, so it was a bit difficult to connect with the sector, to connect with the regions, to connect with the local communities, which is essential. But you see, it is my first time here in this region and in Italy in my new capacity as a Director General. But I know Italy because I used to cover Italy for the European Regional Development Fund management, and I have visited many of the regions. So don't turn your eyes only into the limited amounts of FEAMPE. There are many more funds out there, starting with the Regional Development Fund, which can support a lot of your businesses, including aquaculture, but also there is a huge program for research that can help you with addressing many of the issues that actually need first research and scientific advice of how to act. And before joining the DG Mare, I was actually the Deputy Director General of the Joint Research Center, which is situated in Lombardia, next to Milano. So I was traveling almost every second week, so I know your country, I admire your country, and I admire the people of Italy. A causa della pandemia chiaramente non ho potuto fare nessun viaggio di lavoro, quindi nessuno poteva viaggiare e quindi è mancata una sorta di connessione, di dialogo con tutte le comunità. Pertanto è la prima volta che mi trovo in questa zona dell'Italia ed è la prima volta che arrivo in Italia nel mio nuovo in veste di direttore generale, quindi nel mio nuovo ruolo. E chiaramente mi occupo anche di tematiche inerenti al paese italiano e quello che vorrei dirvi è: non ci limitiamo solamente a guardare le opportunità che ci offre il fondo del FEAMPA, perché ci sono veramente altri fondi che possono esserci utili nel nostro settore, in particolare il fondo per lo sviluppo regionale, che può essere utile anche nel settore di acquacultura. In più ci sono diverse opportunità in termini della ricerca. Ho avuto qualche giorno fa anche la possibilità di avere uno scambio con il vice direttore di un centro di ricerca che si trova proprio vicino a Milano, quindi in Lombardia, e quindi è stato un modo di vedere che anche in Italia ci sono diverse attività inerenti alla ricerca che sono molto interessanti. So this meeting today is a great opportunity to receive your proposals, and I would like to compliment you for having this bottom-up approach, thinking together, brainstorming together, and designing proposals that you consider fit and most appropriate for your region. Actually, bottom-up participatory approaches is something that we very much encourage, and there was one of the speakers that was speaking on behalf of a FLAG, Fisheries Local Action Group, so this is a par excellence bottom-up approach, so by far, Mr. Salvador, things are not regulated from the top, just the opposite, and I'm really very much thankful to Mr. Bonfiglio because he's one of the most respected, he chairs one of the most respected advisory councils, which is in a way also a bottom-up approach, reach out, inclusive approach. So we are there to listen to all the stakeholders. We insist that everybody sits around the table and we listen very carefully to what you're saying. So compliments for this bottom-up approach, and we are only ready and to listen to you, but also to take up many of the ideas that we have to first analyze, as Mr. Bonfiglio said.
Quindi oggi ho avuto l'opportunità di sentire diverse delle vostre istanze, delle vostre proposte, e vorrei complimentarmi con voi per questo approccio dal basso verso l'alto, anche di carattere partecipativo, con il quale portate avanti le vostre attività. Io incoraggio sempre le realtà che visito ad assumere questo tipo di atteggiamento e di portare avanti questo tipo di approccio. Uno degli speaker che mi hanno preceduto faceva parte di una realtà di un flag, e penso che sia un esempio eccellente in questo senso di questo approccio che va dal basso verso l'alto, quindi bottom up. Grazie mille anche signor Bonfiglio che mi ha preceduta, una delle personalità più rispettabili nel suo ambito, e che ci ha parlato appunto di questo approccio così inclusivo e partecipativo che dobbiamo continuare ad avere. Vogliamo ascoltare tutti con la massima attenzione, quindi ancora una volta complimenti per le vostre proposte e per le vostre attività. Oggi non solo abbiamo ascoltato le vostre idee, le vostre proposte, ma siamo sicuri che già da domani potremmo già cominciare a implementare alcune delle vostre idee. By complimenting you with this bottom-up approach, I know that you have such a long tradition in designing your own future. And I have here one example that is given by my colleague Italian, Chato, that actually in the North Adriatic, one of the long history actions that you have undertaken was going back to the Serenissima Republic of Venezia, and at that time it was the year 1173 that you established the minimum size for the vongole. So honestly, you have been taking care, and you have the tradition of being sustainable, knowing that you depend on the health of the richness of Adriatic Sea. So this is really a testament of the tradition, and I know that this type of act is still to be seen in Rialto Fish Market. So it's really a pride, and you have to be proud with that. And actually, this type of action anticipated the decision which afterwards the European Commission took about the minimum reference size for this same species. But we are also listening to the latest scientific knowledge, and listening to the latest scientific knowledge, we decided to listen to you and to change and lower this size, because you've been able to provide us with the sound evidence for that. So this decision will enter next week in Council. Then I promised Rosanna that it will go to the Parliament, and it will be actually one of the decisions which is most important for the fishermen, shellfish producers in this region. Quindi nel complimentarmi ancora con voi per questo approccio bottom-up che portate avanti nelle nostre iniziative, ne approfitto per dirvi che so che avete una tradizione veramente molto lunga in questo settore, anche per quanto riguarda l'approccio partecipativo che portate avanti. Un esempio che mi è stato dato da un collega, per esempio, è che ho scoperto che qui nel Nord Adriatico avete una tradizione veramente molto lunga nel settore della gestione delle risorse ittiche. Questa tradizione risale al periodo della Serenissima Repubblica di Venezia. In particolare nel 1173 fu stabilito il regolamento sulle taglie minime dei pesci, anche quindi delle vongole, e questo è qualcosa che si può vedere ancora oggi nel mercato di pesce di Rialto, quindi è un sistema veramente sostenibile, e voi stessi siete consapevoli del fatto che dipendete dalla ricchezza e dal benessere del mare Adriatico, e prendendo quella decisione appunto nel 1173 è stata anticipata anche la decisione che abbiamo poi preso in seno della Commissione europea e l'Unione Europea, perché voi siete stati in grado di fornirci degli studi scientifici che ci hanno dato delle prove che poi ci hanno fatto prendere la decisione di ridurre la taglia che accettiamo per quanto riguarda il commercio delle vongole. Come ho già promesso alla signora Rosanna, la prossima settimana questa decisione passerà poi al Consiglio e poi al Parlamento il prima possibile. And if we have to be thinking about the future, especially fishermen, but also for aquaculture producers, the most important thing that we have to consider is the health of the Adriatic Sea. This is a common priority. There is no divergence. It's, by the way, it's very often considered that the European institutions are up there very far, and the local people have different
aspirations and different objectives. Just the other way around. I yesterday saw so much like-mindedness, and actually we have one huge priority that is fully shared, and this is the health of Adriatic Sea. And before coming here, I was in Rome, and I was discussing the same Stati Generali with the Food and Agriculture Office, UN FAO, which issued their Stati Generali for the globe just last week. And unfortunately, our Mediterranean Sea is still among the most overfished seas in the world. The happy fact is, somebody I don't now see, the colleague there, was saying that there are no signs of achieving the objectives of what we started with, like management plans. Just the other way around. There are already very good signs that some of the stocks are starting to recover, and in the last such report of FAO, we are not anymore the most overfished sea in the world, but second worst. So we are moving to the positive, and indeed we still have 62% of all the stocks in the Mediterranean in overexploitation, but this number goes down. So I tend to disagree. I think it was the gentleman there. I tend to disagree that we are not achieving our objectives. I think that this improvement comes as a result of exactly the measures that we have jointly decided on. Quindi, per quanto riguarda il futuro, sia del settore della pesca che dell'acquacoltura, possiamo tutti concordare sul fatto che la nostra priorità deve essere la salute e una buona condizione del mare Adriatico. Questa è la nostra priorità. Molto spesso si percepiscono i funzionari dell'Unione Europea come persone che vivono lontani da noi, che non sono attenti alle nostre necessità, e che le persone invece delle comunità locali abbiano diverse necessità e differenti priorità. In effetti è proprio il contrario, perché anche per noi in sede dell'Unione Europea la nostra priorità è proprio la salute del mare Adriatico. Sono stata settimana scorsa anche a Roma, dove si sono tenuti degli stati generali proprio su questo tema nella sede della FAO, e come sapete, sfortunatamente storicamente il mar Mediterraneo è sempre stato conosciuto per essere il mare più sovrasfruttato per quanto riguarda la pesca. Questo è un dato veramente un dato veramente negativo, però durante l'ultima riunione che si è tenuta alla FAO abbiamo avuto modo che c'è un miglioramento, perché ci sono dei buoni segni di ripresa. Secondo l'ultima relazione che è stata stilata, il mar Mediterraneo non si trova più al primo posto dei mari più sovrasfruttati per quanto riguarda il settore della pesca, ma al secondo, quindi c'è una tendenza positiva che ci fa ben sperare per il futuro. Quindi io vorrei sottolineare il fatto che questi progressi ci sono, stiamo raggiungendo i nostri obiettivi. But progress cannot be achieved from one day to the other. So it needs a time, especially when we talk about ecosystems, when we talk about recovery of species. And I can give you some names: anchovy, sardine, hake, sole. They are still overfished, and we have to make an effort there. But we need to continue our efforts. These efforts are not easy. This goes via cutting the fishing effort, cutting the fishing days. But I met yesterday fishermen that are fully aware that this is the only way forward. And I heard yesterday fishermen that were saying that they were happy with the fishing restricted areas, with the FRA, which are producing spillover effect around them that increase fish stocks for their day-to-day life. So I see that our efforts are bearing fruit, and we have to continue. Last year we managed to approve 2 multi-annual management plans for the demersal and for the 2 small pelagics, and already this year we see slight but positive improvement. We have to continue down this road. We don't have a choice.
Chiaramente questo progresso a cui mi sto riferendo deve essere graduale, non è qualcosa che si può implementare da un giorno all'altro, c'è bisogno di tempo, soprattutto se parliamo di questioni come gli ecosistemi. E continuiamo con i nostri lavori, continuiamo con i nostri sforzi, anche se sono consapevole del fatto che tutto questo non è di certo facile. Ieri ho avuto l'opportunità di interagire, di interfacciarmi con dei pescatori che ho trovato veramente molto maturi e consapevoli, perché sanno quali sono le necessità e sanno qual è l'importanza dell'agire come stiamo facendo adesso, di continuare con gli sforzi che stiamo compiendo. Per esempio alcuni pescatori si sono dichiarati favorevoli o comunque capiscono l'importanza di avere dei giorni del blocco della pesca, quindi continuiamo con questi sforzi. L'anno scorso, per esempio, per darvi un altro esempio, abbiamo approvato 2 piani pluriannali in sede dell'Unione Europea e già quest'anno vediamo dei miglioramenti che derivano proprio dall'adozione di questi 2 piani. And here one little answer to Ms. Mamukari, Enrica. I have to reassure you that we never adopt any decision without socio-economic analysis or without scientific evidence source for that. And actually knowing how difficult it is, so we know the socio-economic impact of these multi-annual management plans, so that's why we offer the opportunity to have accompanying measures. And these accompanying measures of a transition that needs the sector to sustain, we are ready to accompany that with FEAMPE, with the European Regional Development Fund, with any other help or analysis that we can provide to you and help you with in order to make the road smoother. Per rispondere a un intervento precedente vorrei anche sottolineare il fatto che in sede della Commissione Europea non adottiamo mai delle decisioni senza aver prima svolto un'analisi di carattere socio-economica, senza avere prima le prove dei benefici o delle necessità che sono alla base di queste decisioni. Ed ecco perché dalla Commissione Europea noi prevediamo anche delle cosiddette misure di accompagnamento per dare una sorta di periodo di transizione alle imprese o comunque alle comunità interessate dalle nostre decisioni. Disponiamo di diversi fondi, come per esempio quello dello sviluppo regionale, e comunque cerchiamo sempre di fornire il nostro aiuto per far sì che queste decisioni vengano implementate. So, we are trying our best, whatever is within our power, to ensure healthy stocks. So, we are trying to limit the fishing effort, but unfortunately, and this is what we discussed yesterday with the fishermen, one of my ambitions is to try and demonize, to lift the stigma from the fisheries sector and stop this demonization of the sector as the only one contributing to the diminishing stocks. So we are clear that actually there are many more pressures on the stocks, on the ecosystems, that sometimes are even more important than fisheries, especially when we achieve a sustainable fisheries modalities. And of course for the Mediterranean, one of the biggest issues is climate change. And if I have to put it in a nutshell, I can simply tell you that in the month of June, our European Union Copernicus satellite system registered approximately 25 degrees reaching in the Mediterranean, which is a very high value for this time of the year. In the Ligurian Sea, temperatures exceeded 23% on 28th of May, which is something that is common for the midsummer period. Overall, in the last 40 years, the temperature increased by 1.32 degrees Celsius. This is extremely worrying. So what we do on the fisheries side, we have to multiply as an effort to decrease the CO2 emissions, to decarbonize. And this is good for the profitability of the sector. We discussed yesterday about that, because it will lower the energy cost, but it will be enormously good for the CO2 emissions and for curbing climate change. So if you want sustainable fisheries, we need to put a much more integrated effort for the healthiness of this sea.
Ora quello che noi facciamo il nostro meglio per poter contribuire affinché i nostri stock ittici siano in salute e prosperosi, ma una delle altre nostre ambizioni è quella di togliere uno stigma che c'è ancora in questo settore, nel settore della pesca, perché si pensa che la pesca sia l'unico settore responsabile della diminuzione degli stock ittici, ma noi sappiamo benissimo che non è così, che ci sono altre problematiche molto gravi, altri tipi di pressioni che costituiscono un serio problema. Nel Mar Mediterraneo inoltre un altro problema, un'altra tematica che dobbiamo affrontare è sicuramente quella del cambiamento climatico. In giugno, per esempio, nell'Unione Europea abbiamo ricevuto questa notizia, sono stati registrati 25 gradi centigradi nelle acque del Mar Mediterraneo ed è veramente una temperatura insolitamente alta per questo periodo dell'anno, 23 gradi centigradi in maggio nel Mar Ligure. Questi sono dati veramente che sono allarmanti. Negli ultimi 40 anni la temperatura del Mar Mediterraneo è cresciuta di 1,32 gradi centigradi. Questi dati sono allarmanti. Quindi su che cosa ci dobbiamo concentrare? Diminuzione delle emissioni di CO2, decarbonizzazione. Sappiamo benissimo che quest'ultimo punto può rappresentare un'ottima opportunità anche in termini di risparmio di energia e quindi di costi per il settore della pesca. Se parliamo di pesca sostenibile, di sostenibilità, dobbiamo continuare a compiere il maggior numero di sforzi possibili. And I explained yesterday what we are going to do on decarbonization in the Commission. I'm not going to repeat it, but the overall conclusion is that the climate change is here and now, and it can cause massive mortality also of the shellfish, of vongole, and any aquaculture activities. Unfortunately, there was mass mortality last year, for example, in the waters of Greece. So this is extremely worrying. There will be losers and winners in this respect, because probably the southern parts, the southern species will tend to go to the north, but unfortunately the northern species, they cannot go any further to cool down. So we have to have this integrated approach of what's going on in our seas, but also try to adapt, because obviously we are not going to be able to mitigate everything, so adaptation is absolutely crucial. It can be informed only by research and science on the very delicate ecosystems that we have in this sea. Purtroppo il cambiamento climatico è qualcosa che ci interessa qui e adesso. Sappiamo che il cambiamento climatico è anche una delle cause per la mortalità di alcune specie che popolano i nostri mari, in particolare può essere una causa di mortalità anche per i crostacei e per le vongole in particolare. L'anno scorso si è verificato un caso di alta mortalità, per esempio nelle acque greche, e non sempre la migrazione delle specie che popolano i nostri mari è possibile. Quindi è veramente importante continuare a informare e essere consapevoli di questi problemi che ci interesseranno ancora. It was mentioned that we have the biodiversity strategy. We are going to produce this action plan that Mr. Bonfiglio mentioned. But the highlight here is that we have to make every effort to sustain our ecosystems. My plea there is let's engage into all possible research, also through Horizon Europe. Let's see how pollution acts on our sea and ecosystems, so all the factors there. There is a big project coming from Horizon Europe for the pollution in the Mediterranean. So let's pool our efforts and do the best out of this money for the healthy Mediterranean Sea. Then on the decarbonization, probably because it links also to the socio-economic impact of the Ukraine crisis. I simply wanted to remind that the European Commission actually acted extremely quickly after the war in Ukraine, and we already in March triggered the crisis mechanism, which allows the member states with European money to recover increased energy cost, increased cost of feedstuffs, other inputs, but also any discomfort related to the market, to the commercialization. So it is really up to the member state to use it, but that was one of the emergency measures that came immediately the next month after this crisis produced many of the negative impacts that you have shared. At the same time, my encouragement is to try our best
and we will come up with this decarbonization plan to see how we can go for energy efficiency, how we can go for alternative fuels, and how we can introduce solar panels, just solar panels, 1 or 2, to take up some of the pressure from the prices of the fossil fuels. We will come up with a good menu of what can be implemented, and I would hope that you would appreciate, because it is to the help of our fishermen. I have 1 or 2 more. Per quanto riguarda la strategia che verrà adottata anche in sede della Commissione europea, verrà presto anche lanciato un action plan e è giusto continuare a fare sforzi per proteggere il nostro ecosistema. Ci dobbiamo impegnare in questo senso e possiamo utilizzare altri strumenti che sono a nostra disposizione, che sono stati lanciati dall'Unione Europea, come il programma Horizon Europe. Ci sarà anche un grande progetto che verrà lanciato in futuro anche per diminuire il livello di inquinamento nel Mar Mediterraneo. Per quanto riguarda la decarbonizzazione, questa è una questione che si lega chiaramente anche al conflitto tra Russia e Ucraina che è in atto in questo momento. Ci tengo a specificare che dopo l'inizio della guerra la Commissione europea ha agito veramente prontamente per cercare di riparare e limitare gli effetti negativi della guerra, e infatti sono stati già a marzo stanziati dei soldi che proprio vengono delle risorse che provengono dall'Unione Europea, che sono a disposizione per gli Stati membri per la propria ripresa, e sono dei soldi che sono a disposizione quindi degli Stati membri, e continueremo a fare del nostro meglio, e chiaramente verrà anche lanciato un nuovo piano per la decarbonizzazione, per trovare delle fonti di energia alternative, tra le quali possiamo annoverare anche l'installazione di pannelli solari anche nelle nostre imbarcazioni, quindi è necessario veramente trovare altre risorse energetiche. And in the end, allow me to say something wider about the use of the sea. Mr. Bonfiglio mentioned the Maritime Special Plan, which Minister Giovannini promised that it will be issued very soon when I was in Rome, so we are looking forward to this. But blue economy has an enormous potential, and I just wanted to recall that last year in May we have issued an important communication which outlines what are the opportunities of the blue economy with a sustainable approach to blue economy communication. You can see it in the internet, you can read and see what it takes for you. And alongside with that, we have published strategic guidelines for aquaculture, because this is a bit and pieces of the blue economy. The blue economy as such can diversify also and soften the socio-economic impact for fishermen, because they can diversify their income. But to respond to what was claimed about aquaculture, actually the Commission here doesn't impose whatsoever, because contrary to fisheries, which is an exclusive competence of the European Commission, for aquaculture we are using a coordination mechanism and a very strong bottom-up approach. And the same way we have an advisory council chaired by Mr. Bonfiglio on the Mediterranean, absolutely the same way we have an advisory council with all the stakeholders there for aquaculture. So I'm a bit challenging this claim, but it's also a good opportunity for me to be able to respond. And for the aquaculture, I would not say that there is a failure. It is simply a missed opportunity so far, because I was mentioning in a couple of meetings in these days that indeed 70% of the fish consumed by the European consumers comes from imports. Probably not so much can be done with fisheries, because we need to be in the biological limits. But for aquaculture, this is a missed opportunity. So we have to develop aquaculture. We have to show the way how all the bottlenecks that were mentioned can be alleviated, and there are ways to do that. Per concludere, prima è stato menzionato il Maritime Special Plan, che anche come ho avuto modo di discutere col Ministro Giovannini verrà implementato, e spero che sia così nel prossimo futuro. Per quanto riguarda altri tipi di comunicazioni, altri tipi di politiche che stiamo portando avanti alla Commissione Europea, nel maggio 2021 dello scorso anno abbiamo pubblicato una comunicazione su un report sulla Blue Economy che potete vedere, consultare nel nostro sito web, e sono state fornite anche delle linee guida per quanto riguarda il settore dell'acquacoltura.
La Blue Economy può essere in realtà molto utile per i pescatori, per il settore della pesca, perché può aiutare questi professionisti a diversificare le loro fonti di reddito. Vorrei rispondere anche all'intervento che è stato fatto in precedenza. Vorrei sottolineare il fatto che la Commissione europea non impone nessuna decisione, in particolare per quanto riguarda il settore dell'acquacoltura. Questo è un settore su cui non abbiamo potere decisionale esclusivo, quindi lavoriamo sempre in coordinazione con altri enti e con un approccio che va dal basso verso l'alto, quindi un approccio partecipativo di bottom up, e lavoriamo proprio con un advisory council, quindi un ente di consulenza per quanto riguarda il settore dell'acquacoltura. Io non userei la parola fallimento per quanto riguarda le nostre politiche in acquacoltura, ma direi piuttosto che ci sono delle mancate opportunità che non abbiamo saputo cogliere fino al giorno d'oggi. È vero, il 70% del pesce che viene consumato nell'Unione Europea è importato, e quindi questo è un dato su cui dobbiamo riflettere, e quindi possiamo sviluppare delle migliori politiche e cercare di risolvere il fatto che non abbiamo colto delle opportunità in questo settore. And on the caviar, actually, we got a letter from the Advisory Council and we responded, but we can continue the discussion. So at the end, thank you very much. It was a great pleasure to be here today. I'm looking around and it is absolutely a fantastic venue. You are privileged, I'm privileged to be here today, not only for the beautiful setting, but also for the engagement that I feel in the sector, for the fact that we are so much like-minded. Thank you for your contribution. Thank you for the opportunity to relate and exchange with you. Grazie mille. Thank you for the warm welcome in this country. Grazie mille. E quindi grazie, è davvero un grande piacere per me essere qui oggi. Mi guardo attorno in questa location meravigliosa e non posso fare altro che sentirmi privilegiata. Anche voi dovreste sentirvi dei privilegiati, ed è stato veramente molto bello essere qui. Ho proprio avvertito un impegno, una partecipazione molto grande. Grazie ancora per questa opportunità. Grazie. E l'ultimo intervento è quello dell'assessore alla pesca, Cristiano Corazzari. Siamo in chiusura, sono stati 4 giorni intensi, ma ritengo utili e fruttuosi. Io devo rinnovare il ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato per la realizzazione di questo evento, un ringraziamento che è da parte mia e da parte del Presidente Luca Zaia, con cui ci siamo confrontati anche nell'organizzazione di questo appuntamento importante. Un ringraziamento a tutti i relatori che si sono succeduti nel corso di queste 4 giornate, che sono culminate con l'intervento della dottoressa Ciarlina Viceva, direttrice generale, che ci ha dato anche degli spunti veramente importanti per indirizzare il nostro lavoro per il futuro e per fare un lavoro insieme. Quello quindi che vogliamo sottolineare rispetto alla pesca del Veneto è che si tratta di un mondo che vuole essere ascoltato, ma che vuole essere anche protagonista delle sfide e dei cambiamenti che lo aspettano. Un mondo che è legato intimamente e profondamente al nostro mare, alla nostra terra, al lavoro delle nostre lagune, che ha tradizioni secolari e che vuole poter continuare a affermare il diritto ad avere un futuro che sia integrato con quello delle altre attività che ci sono nel mare, nelle lagune, nel nostro territorio, e non lo può fare se non ha la disponibilità ad essere ascoltato. Sottolineo come questi incontri abbiano riguardato le più ampie tematiche del settore del comparto pesca e acquacoltura della nostra regione. Non sto a ripeterle tutte, ma sempre in un'ottica costruttiva e di proposta, tanto che oggi siamo arrivati anche a formalizzare delle proposte con una base scientifica forte, con un lavoro di studio alla base, che per noi potranno rappresentare l'avvio di un momento di confronto nuovo e più costruttivo con tutti i livelli istituzionali, più importante di tutti quello europeo.
Sottolineo poi anche la presenza delle città, dei sindaci che sono sempre stati presenti, degli amministratori che interpretano quel legame profondo, culturale e identitario che c'è tra la pesca e le comunità costiere, il ruolo e la presenza e la compartecipazione di tutti i rappresentanti delle categorie, quindi del mondo delle associazioni, del mondo dei sindacati, che non si sono limitati a fare i loro interventi, ma hanno sempre dato un contributo positivo e proattivo. Quindi per noi è stata una bella occasione per mettere la pesca e l'acquacoltura al centro del dibattito nella nostra regione, e devo dire che ci sono stati ritorni comunicativi anche importanti a livello nazionale, perché riteniamo che questo settore debba essere ritenuto un settore importante non solo per gli addetti ai lavori ma per tutta la nostra comunità, perché vogliamo affermare la centralità della pesca nella tutela ambientale, nel rispetto del nostro mare, nella capacità di gestire le risorse ittiche e soprattutto nell'ambito di una filiera di produrre e portare sulle tavole dei cittadini e dei consumatori prodotti di elevata qualità e sicurezza alimentare. Ecco, in quest'ottica, ben consapevoli che l'importanza della pesca non è solo un'importanza occupazionale ed economica, ma che va molto al di là di questi fattori, noi lavoreremo insieme e auspichiamo, dottoressa, di averla qua prima che finisca la nostra legislatura per fare il punto sul lavoro che sarà stato fatto, sulla prossima programmazione del FEAMPA e su tutti gli interventi che assieme potremo svolgere a favore del nostro mondo della pesca e dell'acquacoltura. Grazie di tutti, rinnovo il ringraziamento a tutti e buon lavoro.